けのたい子供なのね。夢を追って傷ついて嘘な下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない。口下手でこんなに不器用ないのにどうしてさよならだ言えたけどダメだねダメよダメなどよ。あんたが好きだい好きすぎてどれだけ強いを避けても歪まない思い出が赤のた馬鹿みたい本当バカであんた信じるばかりで強い女のふり切なさの夜風浴びる一人になって3年が過ぎ街なりさえが変わりました。なのにどうして見れるだけ置き去りほんまにろくな男やない。その色指輪外します邪魔みをせいせいするはいい加減待っててもバカにたん好きで好きすぎてどれだけ強いを避けても歪まない思い出がバカみたほんまにろくな男やない揃いの指輪外しますざらにのせいせいするはなんなのよこの涙赤んたha spostato qui il tutto. Che bello, e il microfono è attivo. Che bello quando le cose funzionano. Yeah. Allora, buonasera. Bonsoir, solo che nella fretta non ho fatto il pulsante per Persona 5 e me lo faccio domani. Però
Stasera siamo un attimo concentrati. Allora, stasera Gianmarco, oggi il pad perché devo premere il tasto e La- l'ho portato bene. nuova modalità è, a parer mio, spettacolare, perché è davvero, tu parti dal basso, io sono arrivato al 10° piano al momento, però iniziano a farti fuori, quindi ti devi potenziare. Allora, Sega. Atros. ecco qua. Black Wings, che non si sente, che non tengo la finestra attiva, basta un po' il volume per sicurezza. Allora, Black Wings. Facciamo. Allora, Siamo qui. ritorniamo su questa soundtrack, Gianmarco. Ci sono loro. Aspetta Gianmarco. no, dico. Ecco qua. Quindi c'è il nuovo menu di avvio del gioco. Allora facciamo il login, che poi ti lascio immaginare tutta la prima parte di tutorial. Di base il protagonista di Persona 5 X, l'amica l'invita ad andare fuori in giro per Tokyo, prendono la metropolitana ad un certo punto si blocca, lui scende dal treno e si ritrova nella stazione di Persona 3 e vede le bare. Da lì lo attaccano perché non riesce ad evocare il Persona, entra nelle porte che trovavamo in Persona 3 Reload e li incontra e tutto. Allora Gianmarcone, mi accerto un attimo, ok. Ti devi sparare in testa. No, perché poi ho sbloccato la possibilità Sei di... riuscito a... Questo è il menu dell'evento, già a parte che c'ha tutte le grafiche diverse, devo aggiustare solo un po' le traduzioni e quant'altro. Allora, Gianma c'ha tutto. Allora, ci sono, questa è la storia, devo fare altri capitoli e si sbloccano altri bonus. Poi Tartarus, che è ancora in beta perché ci sono delle cosine da aggiustare, ma va bene. C'erano ste challenge da fare sto nemico per avere risorse, mi sono messo oggi mentre lavoravo e altro e le ho completate già tutte, quindi ho preso un bel po' di cose. Poi ci sono ricompense del giorno, vabbè, ci dà tutte queste. Shop, queste, vedi c'è anche un carattere diverso, è il carattere di persona, 3 reload. Queste sono tutte cose che piano piano sto vedendo di prendermi. E poi ci sono le missioni. Allora Gianmarco, guarda le missioni quanto danno. E ce ne sono già un bel po'. 50. Questi sono quelli della lotteria con cui puoi prendere altre cose. Poi ci sono altre missioni qua. Queste già le ho completate tutte. Allora, poi c'è, aspetta che non ricordo dov'è però. Mi pare in Tartarus. Allora, e c'è questo pure. C'è tutto, Gianma, c'è tutto. Allora, se ne mettiamo story, durante le partite si prendono frammenti dell'anima. Tu frammenti dell'anima li puoi utilizzare per sbloccare delle cutscene. Perché per una dislocazione temporale, mettiamola così, il protagonista di Persona 5 e il protagonista di Persona 3 si ritrovano nel mondo di Persona 5, quindi quella Tokyo lì, però con dettagli e caratteri diversi. Sono cutscene divertenti. Infatti c'è questa immagine che lui ce l'ha in questo frammento. Nella prima vi ha fatto vedere la zona di pesca. E ci sono tutti, Gianmarco. Devo aggiustarmi un attimo le traduzioni. Devo aggiustarmi un attimo le traduzioni per bene, però piano piano vedo di farcela. Si chiama Select Fiori. No, non penso. Allora, Gianmarco, come funziona? Allora, innanzitutto c'è il negozio dove già siamo stati. Questi sono oggetti passivi che ti puoi sbloccare e ti danno vari bonus per il tartaro, che puoi anche potenziare. Chi ti dà più ingranaggi, chi ti dà più cose, eccetera, eccetera. C'hai, addirittura c'è anche lui. Aspetta. Mission. Ok, ho completato un'altra. Qua ci sono altre missioni ancora da fare. Sono altre missioni da fare. Vai, tu dacci tutto.
E c'è anche lui, che giustamente nel Tartaro puoi trovare in maniera randomica delle persone. Per ottenere il massimo ne devo trovare 200. Puttana. Ora l'evento dice che dura 22 giorni, però io 200 però sono- credo e spero, visto che ci sono le altre storie e le altre cose, che secondo me sta modalità la porteranno Ma avanti secondo a me è lungo. difficile da superare. Allora, innanzitutto, prima di entrare tu ti devi fare un team con i personaggi che c'hai, Ok. e alcuni ti servono dei punti cuore per sbloccarli, tipo io l'healer, la dottoressa non ce l'ho ancora. Quindi io ho tutti questi, ho tutto qua, Ma c'è lui. lui c'è. Tu vuoi Allora, ti fare- faccio vedere un attimo un piano e poi Vai, iniziamo vai. subito. Allora, Allora, di ricordare qualcosa. funziona in questo modo qua. Tu c'hai la volontà, Ok. sconfiggendo nemici o aprendo porte o facendo determinate cose, sta cosa scende. Ma trovi gli orologi come in Persona 3 che ti curavano l'energia, spendi le gemme quelle blu e recuperi qualche punto. Ok. Per il resto Gianmarco È Persona 3. allora 行くぞ mo ho trovato loro, quindi posso usare soltanto loro, ma come danni non ti shottano, non fanno 20 milioni di danni. ペルソナ Quindi il nostro 瞬きは元気だ allora ora Gianmarco, tu guarda il menu com'è. C'è qualcosa lì. Qui già c'è qualcosa di Sì, molto. sì, quella l'avevo vista. Io adesso c'ha un tipo di menu, grafiche e quant'altro, tutte sue relative a Persona 3. C'ha le abilità di supporto che può utilizzare per potenziare gli altri. オルフェウス Urufeus. ご苦労行くか E tira delle ceppole, non Ora non sei investigato. ti sblocchi i frammenti di cuore. E l'obiettivo è salire quanto più in alto possibile. Fai lo shuffle identico, o ti escono queste qua e hanno varie passive che puoi ottenere, oppure ti esce un personaggio o nuovo o che già c'hai e lo puoi far salire di grado. Bello. Ho fatto una partitina stamattina, già ma sì, poi sali di livello, più fight fai e cose varie. E ho detto va bene, quindi ce l'ho qui, mi metto e poi sono le abilità da potenziare. Queste poi sono tutte abilità che ovviamente restano fisse per il... Dai un po' più di attacco ai light, addirittura per i mostri di basso livello, così come nel gioco normale, posso shottare quelli là più deboli. Ok. Quindi andando avanti mi sblocco l'abilità che non ho neanche visto prima, ti dico la verità, però mi ha detto che c'è. Vabbè, un egg, Che là. piano piano inizio a farli fuori sempre più Voglio velocemente e devo solo se. Però al 10° piano, dove mi sembra ero arrivato, mi ho dato brutte botte. Quindi è un motivo ulteriore per impegnarmi a giocare. Tanto non servono punti stamina. No, questo è bellissimo. Non è limitata nel tempo. Bella, bella. Poi perché non c'hai tutti i potenziamenti, quindi... Allora, aspetta. Sblocco un po' qua perché così... Tu tergiversa, in un momento... No, che tergiverso. Ottimizzo il tempo, Gianmarco. Ottimizzo il tempo. Allora, vediamo se c'ho qualche altra cosa da prendere. No, e qua i potenziamenti che si possono fare. Prendendo un po' di cose e facendo un po' di cose varie, Gianmarco, la situazione è questa. 12.000 cristalli e 38 panni. E c'ho ancora altre cose. Allora, Pad dov'è? guarda, è qui. Perché il pad porta meglio. Allora, prego. Devo fare io la prima. Devi fare tu la prima per forza. Allora, Mm. 6 su 80. Sì, solito 50. 3, 30 già le facciamo. Più tutte quelle là. Non c'è la versione a 120, C'è la versione a 120 e siamo a 52. Vogliamo farlo su questo? Prego. Vai con là, Posso Gianmarco. permettere? Assolutamente Mi sì, permetto? Gianmarco. Aspettavamo questo momento, mi sembra Allora. il momento adatto. Per il potere conferitomi dall'ampuia e dalle persone a noi più care. Che cos'è qua? Ah, ok, le percentuali di quanto... Ok. Io Gianmarco evoco te, protagonista, ma ricordo no, protagonista di Persona Makoto Yuki. Makoto Yuki. L'ho pure aggiustato prima che usciva una Anzi. cazzo di traduzione. Vincent Yuki. Mm. Vai!
Premi di nuovo perché avevo attivato. Allora, mo devi pensare proprio bene, Merope, pensa bene. さあこちらにサインを Allora, Allora, zio, la firma di oggi prevede per cominciare un tronco. vabbè. Tronco. No. Tronco. Co. Vedi bene là sopra. Bene, zoccoli. Mannaggia la miseria. Vabbè però. Va bene. さすがは Ma sono tutti punti cose che possono servire. Il fratello. Imitava, Allora. porta non imitava. Allora, 俺が行きますよ A te. Lei padda o mausa? no, mouse. Allora, Posso tanto fare delle carte? ci scambiamo una carta. Oggi ci vuole... Io ce l'ho, già ce l'ho, Ma potente. ce l'ho, ce l'ho. Vai. Ci capi? Perché quello poi ci schifa quando giochiamo a sto gioco. Ti prego, esci. Ti prego, esci che gli devo mandare la clip. Per piacere. Per piacere, esci. Per piacere. Lo sto chiedendo per piacere. La pizza per piacere. 可能すんだ Ok, va bene, un'altra carta. Sì, Regen. Stiamo Sì, ascoltando, Regen. Regen. È uscito il personaggio di Persona 3 Reload con l'evento collegato. Quindi ci stiamo un attimo. Allora, Posso sceglierne uno a scelta mia. Allora, aspetta, che mi conviene prendere qua. Che dice sto a 170 di 165. È possibile ottenere un contratto 5 stelle. Allora, lei mi manca solo uno spicchio per ottenerla al massimo e lo sto facendo dalle gemme che prendo ogni giorno. Regen, tutto bene? Oh, c'è la tipa là, la zia. Speedbuster, però io più che altro i navigatori mi devo vedere un attimo di potenziare. E dove sta il navigatore? Questa qua. Vabbè. Ah, ok, ho ottenuto un contratto di questo. Ok. Ah, aspetta, sta cosa non la sapevo. Ah, aspetta, questa è una cosa che non ci avevo mai fatto caso. Ah, aspetta, Gianmarco. Che io finora avevo sempre fatto questi qua. Però non so quando è stato fatto sto cambio. Allora, ogni 165 pullate che fai qua, ti dà uno di questo. E io me lo posso andare ad aprire qui tanto bene. まだまだ Oh! これからじゃ Ah, me ne dà uno casuale. じゃああげてこ Va bene, Però posso dire, va bene, Bella sta feature. va bene, Bella. Va Ti bene. regalano tutti 5 stelle. ottimo, ottimo. Se esce il personaggio, va bene. Firma con McFradman. Va bene. Facciamo subito, Regen. Ma proprio subito, immediatamente. Allora, aspetta. Ah, sei andato così. Aspetta, facciamo questa di Regen, così facciamo il turno e poi Lo tocca di nuovo a prenderei io te. per dare il potere. うさあ Allora, こちらにサインを McFradman. Ok. Un Crispy McFradman. Mac- Regen, metti le mani verso lo schermo Un e po' di concentra il spazio. potere. Concentra, Regen. Anche perché ho delle risorse, ma comunque Meglio usciranno farlo, altri meglio. personaggi. Come abbiamo fatto con Parrà. il precedente. Mamma mia, E me poi le ha la prima fatte cosa. uscire tutte e due insieme. McFradman. Vai! Guarda il Guarda- foglio! Guarda bene quel cazzo di foglio. Ma ti posso regalare gli occhiali? Sta opponendo, così sta opponendo. Ok. 言葉を扱うのが Va 仕 bene, 事 possiamo なんだけど riscattare altre Stiamo carte. avanti. Va bene, sono tutte carte in più. Allora, carte possiamo fare? Ciao, sì, assolutamente. Possiamo prendere 4 addirittura. Ok, Allora. no. Prego Gianmarco.
Allora, Siamo 82. potere. Allora, sono tutti gli altri personaggi un pochettino minori che ho già durante quest'anno in cui ho giocato ho potenziato. Essendo che sono potenziati mi danno più gemme con cui riesco a recuperare una carta dorata, quindi piano piano riesco a bilanciare il tutto. Oddio, il momento. Quale? Vicky, vai. Vai Gianmarco, è la nazione che te lo chiede. Lupol. Va bene, Lupol ci sta. Poi ho visto sul Discord, come capita per altre volte, persone qui riescono due insieme, ma vabbè. Lupol. Guarda bene. Oh, attenzione! Signori della corte, è un 5 stelle, è un 5 stelle. Vabbè, un di più, un di più, un di più. Persona! Eccolo qua, è lui, è uscito. 君が呼んでくれたんだね Senza neanche sprecare le gemme, solo con le carte che ho fatto dall'evento di oggi. Ah, fai tu? Questo esci un altro, esci un altro, esci un altro. Vabbè, e lui c'è. È stato un piacere. E una cosa l'abbiamo fatta, e una cosa l'abbiamo fatta. Ora, eccolo qua. Poi mi metto, mi recupero le risorse che per farti capire, approfittando del periodo, mi sono ottimizzato un pochino le squadre e tutto. Allora, io qui avevo 2 milioni di petrol dollari dell'anima, ho potenziato un pochino tutti, quindi con piacere continuo a dire di avere tutti i PG usciti finora ed è una bella soddisfazione. Poi piano piano mi metto e miglioro il tutto. Non ti preoccupare, ce ne saranno anche per te. Però, Gianmarco, Ormai siamo talmente forti che non ci stupiamo manco più tanto. c'ho anche 23 monete qua. Oh, Gianmarco. Faccio subito. Fate questa qua che sta brillando. Sì, 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 è la spada questa qua. Dammi un secondo. Vai, Un secondo per bronzo. vai, facciamo il completo, siamo a posto e non ci sono problemi. Ok, questa mi serviva. Fatto bene? Quella mi serviva comunque. 3, 4, almeno 4 per ridere, dai, cominciamo con un 4. 2, 3. Era tutto di è uscita l'arma sua, però. Allora, comunque è uscita quella che mi serve, quindi va bene, va bene. Allora, facciamo così. Regen, dimmi tu premi e io premo. Vai. Anche perché il banner questo dura ancora 22 giorni, regalano gemme al giorno. Questa era la famosa spada finale che avremmo dovuto Sì, craftare, sì. ma ormai avevamo già shottato Sì, tutto. sì. Aprilo col pacco di Jammox. Fa col pisello. E come fa a Come urtare? prendo? Non posso. Aspetta, ci potremmo riuscire, Gianmarco. Paradossalmente. Palle su lobo. Lobo del pisello o lobo Che dell'orecchio? lobo è il lobo del pisello? Allora, Gianmarco, aspetta, possiamo fare così. Aspetta. Orecchio. Ah, lobo dell'orecchio. Va bene. Anzi, prima orecchio, ma vado parecchio a me. Ok, ho fatto col lobo dell'orecchio di Gianmarco. Tutto a posto. Fatto. Dai un secondo. Aspetta, devo rifare perché giustamente quello vale 2. Prendi il lobo. Ecco. Allora, 手に馴染むな ed è quella a 4, già va meglio. Già gli posso mettere questa qua. Già gli posso mettere questa qua. Quindi lobo 4, pisello 5. Forse pisello. Vabbè. Ma noi volendo non gliela potremmo shoppare così la Let's Go Schiarma 5. Allora, ma andiamo a vedere un attimo, che comunque siamo ancora in orario. Esce qua, guarda l'arma, Allora, a questo punto, se ne andiamo al Che negozio. quelle 12.000 gemme si spawnano pappute ancora. Noi ci Già, portiamo ma a casa io mo 12.000. aspetto tutte le gemme che. Tutte le monete che da lì. Quando sta per finire il banner, vedo un attimo la situazione, che poi lo sai,
Allora, più o meno sta capitando così. Il personaggio riusciamo a prenderlo. L'arma qualche volta siamo riusciti a prendere sì. la 5 stelle. Arma sfiga. Mi capita a me in alcuni momenti dove sto senza fare niente o sto letteralmente cagando sul cesso, mi viene, ma adesso pullo un'arma. E molte volte a Gianmarco gli mando la foto che all'improvviso ho trovato l'arma. Quindi va Io bene sono la così. testa ai PC di solito. Anche se abbiamo possibilità di comprarla se ce l'ha qui. Anche perché per la fine del mese devo rinnovare pure il pass che non lo compro all'inizio. No, poi vedi dove arrivi. Si Allora. aspetta il caccone allora. そういや新しい Alcune モデル porta bene. よしどれにすんだ Allora, vediamo se c'è. Ma però sono le viola, lo zio. Queste qua. Ah, è Queste con qua. viola? Sì, Ah, sì, sì. giusto perché gialle e よく選ぶのはいい È が una spada No, rossa mi fiammeggiante. sembra. No, questa qua non c'è. Quindi bisogna prenderla soltanto da là. Spada rossa fiammeggiante, niente? No, non c'è, non c'è. よく選ぶ Però のは posso いい vedere di が prendere qualche altra cosa. Allora, facciamo così. Mi ottimizzo tutto in modo tale che così poi non mi dimentico di fare. Però sta cosa che abbiamo scoperto del. Ne abbiamo fatte due sull'arma, fai la terza per far conducere. Diciamo la terza La pure? terza per correttezza, così. Sta cosa che lì dava. Non ci ho mai fatto caso e a saperlo avremmo preso un bel po' di no, personaggi. dai, Però vabbè, a partire da no, oggi no. se ci troviamo bene con. Allora, facciamo La l'ultimo. terza. A questo punto però io Dai, potrei fai anche tu. pensare di fare così. Prendo 3 di queste. Sparami pure delle due. Capodanno. Tanto mo' a fine mese si sblocca lo store nuovo e quindi posso prendere pure altre cose. Allora, Questa è proprio la tua, così. Cocca? Ok, vai, cocca. aspetta. Ok, ce l'ho fatta. Accoccato. Giusto. うんそれか Sì. Momento. Ok, a posto. Oh, te del vino di Gragnano. 使いやすいのがいいな Va bene, questa mi serviva comunque. Aspetta. Dai però, molla la 5. Molla la 5. No, devi fare il caccone allora così. Come ha detto Reagan, momento caccone. Va bene, va bene. Ragazzi, anche stavolta il PG ce lo siamo portati a casa. Il PG ce l'abbiamo. Cioè lui già lo sapeva che Allora. stava in squadra. Si è messo là, ha detto aprite. A questo punto ho sbloccato altri punti per il My Palace. Poi. A questo punto dobbiamo fare due semplici cose. Ah, Allora, che la chissà. prima andiamo qui. Andiamo a selezionare la cara velocipede e le diamo un aumento. L'upgrade così. Allora, alla fine di ogni turno dei mostri, la velocità oraria di Mayumi aumenta di altri 10 km. Che lei ha il sistema che più aumenta di La velocità, velocità. più può anche ripetere il Tanto turno. dette con fisica, no? Quando rilascia la propria critical damage aumenta del 50%. Quindi fa anche più critico, va bene. ありがとう Ed ho visto in un video che mi è apparso ieri una fotografia di lei. Era apparsa su un forum tipo 4chan o cose varie, tipo 6-7 mesi fa. Era già stata liccata. Pensa. Però giustamente nessuno ci ha creduto e Tiana non può essere. E invece Pensavo. era così. Allora, e questo l'abbiamo. Meno. Poi. L'altra cosa da fare era. Dove è andata? Dov'è? Che bella lista completa, guarda, che meraviglia. Io i gacha giochi dove collezionare personaggi li ho sempre provicchiati a giocare ma non mi hanno mai dato. Qua ci tengo ad avere tutti i personaggi, soprattutto se poi mettono gli altri protagonisti e gli altri personaggi degli altri personaggi. Io un gioco con tutti i personaggi di persone lo voglio. Ora dobbiamo puntare a tutti i membri A del questo team. punto posso fare la doppia giocata perché uno lo aumento di qua e salgo di grado. もっと強くならないと L'ultimo grado dovrei avere delle armi dorate in più. Microfono altro devo controllare prima. Ok, questo qua al momento lasciamolo così, poi vedo con calma, così mo switchiamo pure al principe. いつでもいけるよ Non sforziamo troppo persona perché いつでもいけるpoi- よ手に馴染む Allora. な Mi sta bene. a te a questo punto ti metto questa e parti con l'attacco già 12 più altri ありが effetti. とう Arigato, vabbè. もっと使いやすくなったかも Potenzia. 想以上かも
Potenzia, che bello conservare も le っと使 risorse. いやすくなったかも。想像以上かも。もっ Ah, と使いやすくなったかも。sì, sì, sì, 想像以上かも。 Ciao tu, vai tranquillo. もっと使い Fino a un やすく certo なった punto かも。 dovrei riuscire ad arrivare 想像以上かも。 tranquillamente perché oggi mi sono messo con calma. もっと使いやすくなった Tutti i かも。 personaggi usciti finora hanno livello arma a 80, li ho maxati tutti. Ma mi mancano risorse da fare qua e altro. 手に Per 馴染 quanto むな。 riguarda invece ま、君の意見も聞いておき punti たいな。 esperienza, まだまだこれからだよね。以上かも。力が溢れてくるみたいだ。以上かも。 vado perché faccio come le formichine. Ma È un persona, quindi io これか prendo ら e だよね。 conservo 以上 tutto. かも。これは Ah sì, vai, Sono vai, Ligio, vai cavolo. tranquillo. Ti devo iniziare ad usare nel... Madama. È uscito il torneo Quelle settimanale caradane. base fuoco, lui è fuoco. Ok, posso fare ancora qualcosina da qua. 想像以上かも。 Ok. Vai, sì, vai, vai proprio tranquillo. Qui li abbiamo finiti, ok. Però per gli aumenti di livello ho sbloccato altre due carte. Altro materiale da Salmon. Sì, 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 ma pure dorate ce n'è una trentina Ma comunque la comunque. puntata a 60, lo zio. 20 livello. Sei fornuto. Altre 34 di questi. Quindi devo soltanto... 見ておこ Scusate, mi devo soltanto fare... う。いつで Anche も per いけ vedere る i よ。 menu comunque... いい調子だね。 Sì, c'ha tutti i menu personalizzati. Allora, come deck le devo trovare le carte, quindi mo mi devo studiare un attimo il personaggio e capire dove orientarlo. Però ho 40-50 carte che cioè i pacchettini chiusi che posso aprire e scegliere io quale carta prendere. Quindi posso vedere di organizzare. Qui devo farti tutto l'ambarata. Questo non ho ancora capito come cazzo si sblocca, però perché per Ryuji tutto questo l'ho completato, mi tira delle ceppolate. Forse prendendo tutti quanti. Già li ho alla fine si presi apre tutti. quello. No, già li ho presi tutti e non 一緒に funziona. 戦おう。 E le abilità, ok, tutti i menu diversi. Mamma mia. Che bello. Red Lotus, inferno ululante che divora. Questi mo sono i nomi che mi ha fatto il traduttore, però. Avere fede in. No, dovrebbe stare a 33 euro. いつでもいけるよ。 Deve stare. No, più che altro un prezzo un po' basso. Regen, che console hai tu? Cioè, dove compri principalmente i giochi? I It's the Moicheria. Regen è un attimo sospetto però, un po' bassino. Su PC, ok, ok. Quindi la chiave. Compri solo in digitale o anche fisico? Giustamente, aumentando il livello suo mi è salita la coppa delle case a 2,31 e ho guadagnato di persone che fanno più male di 1,02, però somma a 2,30. Digitale. Ok, ok. A breve capirai perché ti ho fatto queste domande. Ok, qua tutto a posto. Qua tutto a posto. Persona, noi ti ringraziamo. Io in questi giorni continuerò a scalare il tartaro e a continuare a prendere cose. Pazzo nel culo. Su Enebba mi da vendere mi sembra un po' poco. Allora, Enebba lo uso pure io. それが Mi sembra che una volta ho preso qualcosa da me. Se è su PC però magari è probabile. 性能も吟味しないと。 Mi serve quella 5 stelle di Makoto, porca la miseria. Va bene, va bene, va bene. Vabbè. Salutiamoci nel modo corretto, visto che 舞台に上がる準備はできてるぜ。俺がお前を守ってやる。チャオ。俺の出番だ。 perché lui è di origini italiane, quindi No. ciao, ciao, ciao anche a te. Allora, persona, ci hai molto soddisfatto oggi. Avevamo detto che come usciva l'avremmo preso. Ci abbiamo ancora 10.000 cristalli e c'ho tutto l'evento ancora da fare, eccetera, eccetera. Diciamo, Ultima volta con 7.000 le buttammo tutte e non riuscimmo ad ottenerlo. Stavolta va bene così, va benissimo. Come i Pokémon, collezionali tutti. Allora, siamo pronti col principe Gianmarcone? Sì, vogliamo fare prima un attimo la pausa?
Sì, allora, mentre si carica vado un attimo a fare una cosa e Pure torno io subito. Devo fare la virtù. Regen, dai uno sguardo al canale, eh. Vai. Eccoci qua. Regen, siamo qua. Ragazzi, sono andato a fare il caccone per trovare l'arma 5 stelle. Però se tu la trovi... Allora, Regen, noi qua ieri, tu ieri non ci sei stato, ma qua ieri... Grandi cose. Ricchi premi e cotiglions. Allora, Regen, avevamo trovato la Darkroom. Era accesa. Abbiamo trovato la foto. Aspetta, Non gli faccio vedere una cosa. Aspetta. Allora, giorno numero 37. Allora, visto che usciamo fuori per andare a vedere la stanza, si vede in live. Aspetta un attimo, che mi pare non si sia caricato subito. Ecco qua, ok, a posto. Allora, eccoci qua. Allora, ragazzi, noi ieri esplorando e sterminando quello che il gioco ci mette davanti, siamo riusciti a fare questa cosa qui. Allora, la facciamo vedere.
Se vuoi ti diciamo anche come abbiamo fatto. Allora, se noi andiamo qui e andiamo qui, ta 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 ta, Potere ai piccoli. possiamo entrare direttamente giù senza arrivare alla stanza dell'ascensore. Che non- Perché abbiamo trovato il modo di sfondare quelle pareti con i mattoni un attimino messi in un certo modo. Come dice l'arma Chef suprema. Frank. Sì, abbiamo trovato uno spettacolo, sì, perché abbiamo trovato, se vuoi ti dico la combinazione, se la vuoi scoprire da solo non ti dico niente, scegli tu. Allora, noi andiamo, tutta calma e tutta tranquillità. Sempre. La scopro. Perfetto. Ok, ok. Allora, siamo con 2 oggetti. L'obiettivo è Darkroom. Chiave di cazzo di Sì. cosa? Se ci desse la lente. La lente, abbiamo cercato la lente di ingrandimento ieri. Regen, abbiamo fatto 50, però questo è ottimo. Questo è buono per iniziare. Regen, tu sei mai riuscito ad entrare nel negozio di lusso? L'hai mai messa come stanza? Dovrebbe essere lo showroom, se non mi sbaglio. Luxury Shop mi sembra si chiamasse. No, ecco. Tu entra là dentro, vedi i prezzi, vedi cosa fanno gli oggetti, tu dici, mamma mia. Non è che sono oggetti OP, sono proprio oggetti che ti cambiano proprio le run e costano l'ira di Dio. Allora, a sto punto, sinistra. L'obiettivo è trovare al momento la lente di ingrandimento. E noi ci abbiamo anche, è vero, abbiamo anche upgradato la storeroom, Regen. Ci dà più cose adesso. 10 monetozzole. Siamo riusciti a trovare il giardino segreto. Buono. Mamma mia. Buono. Che meraviglia. Ma così, de botto. Sì. Purtroppo è perso qua. Io mi prendo altri 2 oggetti per far uscire la lente. Sì, ci deve uscire la lente di ingrandimento. Non esiste. Sì, Regen. Sì, ieri ci siamo orientati su quello. Poi ci è venuta sta fortuna e siamo riusciti ad incanalare 3-4 botte di culo buone. E a sto punto abbiamo risolto un paio di misteri in giro. Sappiamo come completare 2 stanze, ma ci serve una certa combinazione. Siamo riusciti per un po' a risolvere il problema dell'acqua nel basement, ma non del tutto perché ci manca qualcosa. Non riusciamo a farlo completamente, ma ci siamo quasi. L'acqua l'abbiamo già fatta scendere un pochino. Allora, c'è anche la pala. Buono, buono. Buono, buono. Io ho solo un problema con sto gioco, Giamma. Dimmi. Che quando lo finiamo io ne vorrò un altro. Che è uno mi credi? È uno dei giochi più belli, rilassanti e divertenti come piacciono a me. Va bene. Allora. Then guest room. No, mettiamo questo e ci mettiamo Bacon and Eggs. Così prendiamo qua e sblocchiamo la morning room. Prendiamo una chiave. La lente di ingrandimento manco cornicione, ma perché giustamente c'è il patio che manda gemme. Mettiamo il patio. Sì, ma da sto periodo qua sono usciti dei cazzo di giochi assurdi. Cioè, se ci pensiamo, ma anche per gusti un pochino di tutti a quanto vedo, Personalmente io in questo periodo tra Hollywood Animal, che è uscito anche l'aggiornamento finalmente che schippa l'intro, quindi posso ricominciare le run più tranquillamente. Questo, Expedition 33, sta aggiornamento che mi è uscito di persone da giocare, uff. Infatti pensavo oggi che abbiamo comunque messo in sospeso la serie su Persona 5 Royale, non perché non ci piaccia, ma perché visto che è un titolo che comunque abbiamo già fatto Ci vogliono un bel po'
più ora. Quindi ce lo stiamo prendendo proprio con calma, perché noi lo stiamo portando per portarlo a voi e farvelo vedere. Però con tutti sti titoli e tutta sta cazzo di roba che è uscito, buon per noi, buon per noi. Allora, e adesso ti metto a te. Adesso metto a te perché c'è anche il cane che noi, ecco qua, carezziamo. E qui minchia, ah, perché l'altra volta facemmo la combo. Sì. Monete. Ok, però qui non c'è nient'altro che possiamo eventualmente fare. Cat. Is on the table. Cat is on the table. Vabbè. Tu fuffolo? Niente. Protol. Allora, a sto punto, qua la drawing, qua la drawing, e ci sblocchiamo 2 posti. Calmi cani. Infatti oggi ho visto anche un altro titolo che voglio tenere d'occhio. È praticamente un survival con zombie, terza persona, anche con una bella ambientazione, che non è la classica ambientazione moderna, è un paesino dell'Inghilterra nel Medioevo, con zombie e quant'altro, ma è fatto bene a livello di meccanica e tutto. È uscito in accesso anticipato e voglio poi dargli uno sguardo quando possibile. Guardalo un po', dai. Allora, facciamo un redraw. Questo non abbiamo ancora messo, Giamma. L'attico. Oggi si tenessimo ogni voto 3 gemma quando ci esce. Allora, Se Dio facciamo ci così. facesse la grazia una volta. Facciamo così. Progetto c'è. Dacci la lente di ingrandimento, la leva rotta. Va bene. E mo c'è un H. Ormai mi sono perso con le lettere oggi. Non lo so più. Dobbiamo andare a vedere qualcosa, vedremo qualcosa con le lettere. Mettiamo questo così possiamo andare anche a destra. Però non no, mi conviene fare un passaggio di qua una volta e poi risalire dall'altro lato al limite. Ok. Noi adesso cerchiamo di finirlo con le sole nostre forze. Poi arrivati ad un certo punto, qui dobbiamo rivedere con le fiaccole, con le torce qui, con le candele, come cazzarola fare. Non ci abbiamo così. Allora, a questo punto mi conviene vedere prima di qua. Mettiamo il parlor e vediamo di prenderci qualche gemma. Allora, chiave. Poi quando l'abbiamo almeno finito una volta, vediamo un attimino poi di capire cosa ci siamo effettivamente persi e ce lo andiamo a fare in live con le guide e quant'altro. Ci sono 2 scatole che dicono la verità, dice la blu. Sì. Ci sono 2 scatole vuote, dice la bianca. Questa scatola è vuota, dice la nera. Allora, facciamo il solito ragionamento. Se quello che dice il blu è vero, vuol dire che la blu e un'altra sono vere. Esatto. Se No, quello- però noi sappiamo per certo che tu stai dicendo la verità. Solo in una scatola ci sono le gemme. Quindi tu stai dicendo la verità. Quindi tu al 100% stai dicendo la verità. Quindi di base, Quindi se 2 scatole sono vuote, lei dice il vero, loro mentono. Allora, se questa mente potrebbe essere piena, questa potrebbe aver ragione che ci sono 2 scatole vuote perché è anch'essa vuota. E lei mente perché... No, aspetta. Solo neramente ed è piena. Vediamoci di Regen. fortissimo. Fortissimo Regen. Grande Regen. A questo punto veranda. No, aspetta, visto che stanno uscendo preferisco bloccarmi di qua. Metto la morning room, così prendiamo 2 gemme e via.
C'è il sale, quindi prendiamo più passi dal cibo, ottimo. Poi ci metti il sale sulla mela. La Non ho banana. capito. Non mi sembra una cosa molto saggia da fare. Allora, non penso stiamo mancando qualche indizio e cose varie perché Antani. Arugli. Allora, a questo punto, tornando indietro e con 4 gemmozzole, Gnoffa. Scusa, ogni tanto succede. preferisco, visto che abbiamo preso anche qualcosa per recuperare i passi. Allora, la breaker box qua no. Dov'è? Qui già all'ingresso no, perché se no noi saliamo qua e la dark room la mettiamo qua, noi dovremmo scendere di nuovo giù, attivare riattivare la corrente e poi risalire su e si perdono troppi passi. Diamoci un po' di soldini. Mio zio da piccolo mangiava banane e salame insieme, non mi stupisco di nulla. Pure ho fatto degli accostamenti particolari col cibo, però banana e salame no. 516 a posto. Sono altre 5 monete. Come oggetti o altro qui non c'è niente. A questo punto ce ne torniamo di qua. Qua abbiamo, ok, sembrava il suono di una sabba o altro all'inizio. Ho detto ok, cosa è successo? Invece era il vento. Va bene, a questo punto possiamo andare di qua. Salve, ti petto di nuovo perché tu sei bravo. Allora, a questo punto possiamo andare di qua. Devo andare verso sinistra. Osservatore. Ah, c'era il retro. Sì. Ci ho pensato. Però vabbè, possiamo prendere qualche potenziamento qua, Su 22 stelle, lo zio. Allora, che cosa facciamo adesso come costellazioni? Vabbè. Benissimo. Ci è andata proprio di sfiga. La chiave. Potrebbero avere ma Però i da canali qua capito, a per che tornare. servono? Regan, onestamente non ho capito se hanno una funzione specifica. Allora, la cosa che ho visto è che facendo la combo, stanza fuori per le buche e stanza dei cani c'erano 5-6 zollette di terra da scavare, quindi può uscire qualcosa. Per i cani non mi sembra si possa fare altro nella stanza. Sei un figlio di puttana. Tanto figlio e tanto puttana. Security per forza. Caffè disegnato. Void. Diciamo, La chiave della cassetta di sicurezza. Guardiamo sempre poco sulla scrivania là, ma No, guardiamo- più che altro dobbiamo guardare meglio un pochino in generale a sto punto. Non vorrei che ci siamo missati qualcosa di importante. Allora, l'unica cosa possiamo mettere questa e ci deve andare di culo, se no è finita la run. Chiavi dell'auto. Che avrà macchina. Oh, ci servivano niente, non ci servono. Bello. Sì. Cazzo, abbiamo 7 chiavi. Ma quando mai le abbiamo viste 7 chiavi noi tutti insieme? Sempre poveri come la merda. Allora, Salami vecchi. ma niente, queste mani che indicano comunque a me. Per forza. Forse si ne daranno, Per forza. Allora, una gemma l'abbiamo recuperata qua. Buchino spirituale, monete, va bene. Ma siamo vicino alla cosa? In realtà no, penso che sia comunque un palo lì giù. Era una buca del cane. Ci aveva fatto Bauer da parte del cane. Magari forse, a parte che ce n'è un'altra qua. Magari forse scavando tot buche ai cani succede qualcosa. E il Den viene in nostro soccorso. Ma Darkroom? Allora. La lente? Allora Gianmarco, adesso mo vediamo un attimo, che noi stiamo andando avanti, no? Perché non riusciamo a mettere l'attico? Lo zio.
Mannaggia la miseria, la stanza non l'abbiamo messa proprio. West Wing. Minchia, top. E qua ti faremo anche quello. Ah, ma allora mi stai No, rendendo per il culo, le allora. stanze senza uscita sono più comuni, lo zio. Ok, allora dobbiamo approfittare di fare una gemma in qualche modo. Lo zio, aspetta un momento, E ci apre anche... No, però ci apre pure a destra, già ma abbiamo due possibilità. C'hai tre posti, c'è anche le due sotto, c'è West Wing e Den per andare a destra. Allora mettiamo il laboratorio. Ma Vediamo un attimino se possiamo pure fare qualcosina. Ma allora, aspetta, ti prego, dacci quella stanza. Ti prego. Ti voglio bene, gioco. Ti prendiamo a parole, ma per affetto. Gioco, sei un grandissimo figlio di buona madre. però aspetta, lo zio, se tu metti il wine cellar e ci esce l'attico lo possiamo prendere. Ci blocchiamo due stanze sopra, ma sinceramente, anche perché non ci possiamo neanche andare. Infatti, proprio sti cazzi, lo zio, Allora, wine cellar. mettiamo questa e prendiamoci le 3 gemme. Allora, di qua non c'è niente, di qua non c'è niente. Ma c'è un pulsantino che troviamo e ci apre il passaggio alla leva. Allora. Ok, vedi questo foglio a te. Visto che ieri abbiamo trovato Regen controlla i cestini della spazzatura. Abbiamo trovato in un cestino in una stanza un foglio con una password. Che sarà molto importante in futuro, secondo noi. Allora. Una lettera sarà riconsegnata alla mail room. Io ogni volta che entro nella mail room, quella che ci andiamo a vedere con quel codice in alto a destra, se escono più di quelle, Proviamola. Magari col... e ci conviene farlo con... Forse è l'ultimo, lo zio, con le scelte. Quando fai lo shop, consegni una lettera nella mail room. No, guarda, io stavamo uscendo da sta stanza, ho visto un mezzo fogliettino e ci avevo fatto caso che il cursore mi indicava qualcosa di interagibile. Abbiamo letto il documento e c'era proprio una cosa che diceva la password per questa cosa la devi fare così ed è questa. Io mi fisso sempre Dici, sui va bene. quadri, ma veramente non capiscono. Pure noi Regen abbiamo capito un cazzo dei quadri. Perché piano piano riusciremo tutti a finire sto gioco. No, perché poi non li possiamo utilizzare, quindi dobbiamo buttarne uno per questo e non usarne più fino a quando non ci esce l'attico. Sperando che possiamo riuscire a continuare, oppure qua ma finiamo nella stanza sotto, quindi ci consumiamo posso dire soltanto un'altra una cosa? possibilità. Non sta a sentire a me. Dice, Metto freezer perché se ci ascesse qualcosa per fare o lanciafiamme o aumenta la temperatura, noi scongeliamo la stanza, lo zio. C'è sta la porta qua dentro. Là c'è sta la porta. no, mettiamo questa ma non entriamo? No, non entrare perché ti... Non siamo entrati, hai visto che io sono andato indietro, ma non so se le posso utilizzare No, le 4 credo di gemme. no. Allora, sta cosa che non sono molto d'accordo sul funzionamento. Vabbè, però, allora, sotto logica, ce l'ha, ti congela tutto, quindi Però congelati. mi devi fare entrare nella stanza, no fuori. Vabbè, l'hai attivata. Una volta che si mette alla stanza si attiva Però il l'effetto passo per la dove vita. mi sei entro, quindi non sono entrato. Pezzo Allora, di iniziamo merda. a mettere uno shop che non possiamo mettere a questo punto e la run è finita. Ci abbiamo più ingressi. Sono stati inculati. Allora. Almeno mettiamo lo store room nuovo. Questi giustamente non se li prende. Non ci abbiamo nessun altro ingresso, Gianmarcone. No, sì. È andato. Vabbè, non era uscito un cazzo comunque, quindi... Però stavamo ottimamente con le risorse. Va bene, va bene. Va bene. Il principe stavolta ha vinto. Dobbiamo tenere a mente il fatto allora che il freezer si deve mettere solo se già abbiamo il lanciafiamme. O se abbiamo capito come si aumenta la temperatura. Cosa Sì. che non so. Per il lanciafiamme cosa serviva? Non voglio aprire la guida per vedere, però penso che era la keycard. No, che questi sono solo i piani.
Oh. Allora, soldi, va a tirare la stanza fuori pure, così. abbiamo 33 Sì. monete, mo. Che se volendo si riuscimmo a La una bookworm. cinquantina. Avete trovato una volta i ricettari, sì, quindi libreria adesso vediamo un attimo di riprenderci avevo fatto le foto, qualcosa. però forse a ricettare, così. Mi sembra di no, già, ma era prima che iniziassimo a fare le foto di tutto perché avevamo preso sotto gamba il gioco. No, i ricettari abbiamo trovati recentemente, così no all'inizio. L'hanno trovato molto poco. Recentemente trovammo le guide con le stanze potenziate e ci prendemmo quello che avevamo comprato al bookshop. L'avete fatta, credo. No, l'abbiamo fatta la combinazione che ci ha No, sbloccata no, la foto, dici? Aspetta, Non lo aspetta, so. aspetta. Controllo subito in galleria. C'ho più foto di blueprints che della mia vita. Erano le foto con le spiegazioni degli oggetti. Solo quello. Fammi vedere un po' di oggetti. Era il metal detector, la carta. Batteria, forse. No, erano due, lo zio, per poi lanciafiamme. Metal detector e la carta, che mi ricordo sta carta che scaldava un pochettino e faceva. Vabbè, poi può darsi pure che io ricordo. Questo dobbiamo sempre capire come farlo. E difatti mo adesso ci occupiamo di questo. Tanto ci blocca pure 3 stanze rosse. Questo se ci esce la Darkroom ce la disattiva se riesce a vedere le prime 3. E ci basta solo la lente. Quindi già così siamo a posto. Allora, Sì, tu, o siamo stupidi noi o non ti abbiamo capito per bene. Allora, Ah, aspetta, ce l'avevo la soluzione. Metti la foto del calendario delle mele, lo zio. è sicuro che dobbiamo vedere in base al... Ce lo disse Setti, era andato a cercare, lo zio. Ok. Ah già, è vero, è vero. No, come è andato a cercare appositamente per Allora, il calendario dice... data porta oggi. Il primo giorno è stato il 7. Ok, quindi 7 più quanti giorni stiamo di gioco? Allora, aspetti, dico... Che ce lo dice nel menu qua. Giorno 38. Quindi Allora. un mese e 7 giorni dopo. No, un mese e 8 giorni dopo. Oddio. Allora, il calendario di che mese è? Novembre. Novembre su 30. Siamo a 7, ne mancano 23. 38 meno 23 sono 15 giorni. Quindi il 15 dicembre, lo zio. Oggi Ok. è il 15 dicembre. Oggi è il 15 dicembre. Metti il 16 a mezzanotte. E l'ora pure funziona perché in game è sempre giorno. Ora dovremmo vedere gli orologi. Allora iniziamo a vedere. Dobbiamo uscire. Aspetta. Facciamo così. Iniziamo a mettere. Back qua. Lo voglio consumare un punticino. Allora, qui orologi non ci sono. L'ora non ce la dice in nessun modo. All'ingresso c'era un orologio. Quindi l'ora da qui, un'ora avanti va messa là e poi tra un'ora... però non dobbiamo saltare la run. No, sempre quelli il fatto, non dobbiamo perdere. Allora, orologio, qua non c'è. Allora, appena vediamo un orologio, sappiamo che cosa fare, forse. Allora, workshop, e ci iniziamo a prendere un oggetto. Ma c'ha rende l'ingrandimento, come lo faccio vedere? Martello, No. e c'è sempre il foglio numero 8 qua. Oh, però la libreria oggi abbiamo messo il libro nuovo. O lo dobbiamo chiamare? Dobbiamo chiamare il libro nuovo. C'è una chiave in omaggio. Qual era il 5? Volume 5. Questo qua. Ok. Pensavo che era un oggetto. Allora, in realtà il fogliere in prospettiva è buono, no, zio? Che vuol dire che tutti gli hallway che dorpiamo, pure West Abbiamo anche i là, doppioni. sono due Abbiamo porte. 8 gemme. Salve.
qua dentro possibile che non c'è niente da fare. Un naso da premere. Anche perché nella stanza lì del giardino c'era da premere i 2 pulsanti nascosti nelle colonne per aprire il passaggio. Allora. Tanto il cursore cambia se c'è qualcosa da attivare, quindi... Allora, Gemma, per far capire pure a te. Vedi questo simbolino al centro? Sì. Quando ti metti vicino a qualcosa di interagibile, si sposta pure in automatico e vedi la manina qui. Ok. Quindi se tu ci fai caso che non vedi più sto coso al centro, c'è qualcosa da attivare. Ok, non è che lo vedo proprio super No, bene, difatti è fatto comunque bene. No, zio, la Darkroom è accesa, gli serve la lente. Gioco, mo come minimo ce la devi dare qua dentro. Invece ci dai la... Guarda. Ci conosco la circiale del cammino. C'è la miseria, mannaggia, tu, mannaggia che tu sia maledetto. Allora, fase 1 e fase 2 fatta. Questo è un piano in 3 fasi, ci manca il terzo. Soldi pure ne abbiamo, la potremmo anche comprare. Allora, Non è male, lo zio, sai. per Devo mettere- tornare poi indietro e andare a fare la cosa di là. Io metterei. E le chiavi della macchina finora non le abbiamo trovate. Allora, vediamo se c'è dell'altro. Mica si apre pure senza chiavi, mo. Cioè, Marco, vuoi troppo? Questo troppo. Questo mi ha Questo sempre era- dato l'impressione che era si aprisse. palesemente qualcosa. Se non troviamo la lente facciamo un attentato. Faccio un attentato. No, succede un bordello grosso. Come mo deve uscire l'attico. L'attico sono 8 oggetti. 8 oggetti. 8 oggetti al mio paese si chiama lente di Però ingrandimento. 8 oggetti possono essere anche chiavi e genere, non so. 8 oggetti per me è lente di ingrandimento. Al mio paese funziona così. Allora, a questo punto ti chiudo, tanto ce ne andiamo di là. Non gira. Girerebbe, però noi possiamo entrare comunque dall'ingresso qua Allora all'interno. vai. Almeno potrebbe uscire da qua. Pippo Baudo e Capellone. Cazzo. Vabbè, niente, proprio quando il gioco devi dire no. Paolo? Io non le sprecherei 2 gemme, lo zio. Posso uscire stanze migliori dell'office, sinceramente. Allora, mettiamo il parlor e ne prendiamo 2 gemme. Vamos da sempre pure un'occhiata di qua che non abbiamo mai visto, se per caso appare qualcosa. Allora, chi dice la bugia contiene le gemme. Blu dice la verità. La scatola blu contiene delle gemme. Quindi ce l'hai tu. Se voi due siete vere, ce l'hai tu che stai dicendo la bugia. Anche se in questo modo Magari staresti che- dicendo anche tu la verità. Vabbè, proviamo. Ok. Sì. Sì. Ok. No, faccio un culo così, proprio no, niente salamalecchi. Niente, però a questo punto, metal detector. Oggi non l'abbiamo mai comprata. Porca vacca. Ci dà 8 punti in più, non sono riuscito a 5 leggere. Passi, regala 5 passi ogni volta che entri in una bedroom con sta cosa. Minchia. Con una cifra, lo zio. Prendiamo anche la shower, Questo direi pure il corridoio ci dà 5 passi. Perché perché sta in bedroom. a terra possiamo trovare degli oggetti sepolti, magari esce una lente di ingrandimento. E a questo punto prendiamo pure questo. Ci dai un obiettivo che abbiamo svuotato lo store? Lo zio, ce l'ho, fermo. Allora, possiamo forzare la cosa, che ci siamo dimenticati un dettaglio. Con la password in uno dei computer c'era l'opzione cosa vuoi che si trovi nel negozio tra 2 giorni?
Noi se mo non ci riusciamo e finiamo la run, vediamo almeno di mettere sta cosa, che se il giorno successivo non lo troviamo nello store, quello dopo sicuro la troviamo. A chi vanno per i soldi di sto negozio? Allora, essendo che se vinciamo il gioco diventa casa nostra questa, penso che poi tornano a noi. Questo è 5 passi da zio, però è chiuso, tutto chiuso qua da zio. Vedete 5 passi a chi sto punto da zio. Quindi tu mo entri e ti dà più 5. Però c'è un'altra gemma. Una gemma. Allora, per i passi dovremmo stare tu, che mi sembra strano che tu non ti accendi. Ma poi che cos'è? Vabbè, fa niente, non sprechiamo passi. Sembra strano. Ma oramai No, sembra proprio un classico cabinato che con un bel mini giochino in 8 bit che tu ti metti là e te lo fai e ti sblocca qualcos'altro. Ma non possiamo riciclare la spazzatura per fare soldi. No, quella è un'altra cosa. No, perciò. Vediamo un Se po', la puoi dare magari. qua la lente. Magari c'è da qualche parte, non l'abbiamo visto. Cioè, ma noi dobbiamo sperare solo. Aspetta. No, niente. Era la luce dietro che faceva un attimo un effetto particolare. Vuoi dire io mo dico una parola e siamo tutti e tre d'accordo? Ma un bel DLC è un'espansione per sto gioco? Sì. Sì. Questo che fa? Detector Questo è nuovo, sì. shovel. Oggi fallo. Fallo adesso. Trovi più oggetti? Cosa fai tu? Trovi più cose? Anche quando scavi. Va bene, va bene. Ci piace. Dacci il lattico per piacere, dai. Ah. Ah. Tanto è sempre aperto, lo zio. Non sprechi manco la chiave. Un bel centro con... Oh, sì. Mandiamo un'email allo sviluppatore. Vuoi fare un gioco del genere, però invece di una casa lo fai col centro commerciale dove metti vari tipi di negozi, sempre con enigma così? Minchia, Regen. Il problema mo è che adesso lo vorrei un gioco del genere. Corridoio, porta aperta, però prima di entrare di qua a sto punto almeno sappiamo che ci abbiamo un passaggio. Ce ne andiamo di qua. La security è buona, ma E già possiamo fare il piano, Gianmarco. Facciamolo già adesso, preventivamente. Swan Song. Ti ricordi i momenti in cui non sapevamo neanche la password del computer, non avevamo chiavi, soldi, non abbiamo niente? Invece pian piano... Qualche top horror ci starebbe, anche che questo all'inizio... Allora, a noi piacciono i giochi misteriosi e quant'altro, quindi questo ci va benissimo. Qualcosa del genere con qualcosa di horror nel mezzo. Però... no. Allora, era servizi dello staff. No. Ordine speciale. Magnifying Glass. Arriverà in 1 o 2 giorni. Quindi o domani o dopodomani, avendo ingrandimento sicuro ce la troviamo nel negozio. A posto, fatto. Quindi mo se non la troviamo, pazienza, però almeno dovremmo stare attenti nei prossimi giorni. Allora, no, anche perché si sblocca la grill room e sono altre gemme. 11. Ok. Tu servi più sopra. Tu servi più sopra, che al momento saresti un problema. Il martello, ok, ce l'abbiamo ancora, che giustamente non è quello che abbiamo utilizzato prima. Allora, No, altri oggetti e cose varie, sì.
Secret Pass. Possiamo fare la cosa dell'altra volta. Quindi qua ed era il rosso. Però il rosso ci fa... Aspetta, andiamo che ci serve. Noi dobbiamo salire sopra, già, ma se no è finita la run. Per forza coi rossi. Sì. No, ma tanto era solo per sbloccare una stanza. Hanno quello in base a quello che... Lo zio. Ok, no, ho sbagliato a capirlo e dobbiamo sempre mettere in base al colore che ci serve, ok. Però comunque ci apre... Ho pagato solo. Ho visto la cosina così, ho detto, ecco, fatto. Fatto. Devo scavare. Però a sto punto, chiave. Madonna, quante cazzo di risorse. Ma non ci serve, questa esce di continuo. Allora, io prima vado di qua. Dai, dacci il lattico per piacere, dacci il lattico. Per forza. Ma sì, preferisco farla da qua. Allora, c'è un oggetto, attenzione. C'è un oggetto all'ingresso. Va più verso sinistra. Ah, già, qua a terra. Allora, a sto punto, qua non si può fare niente. Solita cosa di prima. Prendi. Lo G per forza. Sì. Per forza. Sì. Oh no, ne sono uscite anche di diverse. Gianmarco, io pensavo che erano solo quelle tre. Va bene, il vestibolo. Come entri, 3 porte si sbloccano e una resta chiusa. Devi far startare con le chiavi. Oggi vestibolo. Paradossalmente è sempre abbastanza utile in una situazione, così. Anche perché 3 su 4 un punto d'uscita, cazzo della miseria, per forza. Allora, Posso leggere? Ci sta. era la vecchia anticamera. Ah, così. Vecchia anticamera. Ok, l'altro dormitorio. Queste pure vanno fatte, che ci può essere un indizio in ogni stanza. Quello è il cazzo di qua. Se l'è pensata bene sta cosa. Vabbè, questo abbiamo visto che esce verso l'alto. Allora, l'ingresso nella torre dell'orologio è sempre stato vietato. Mi stai dicendo qui dentro, se tu poi ci puoi entrare e il giorno successivo per ogni stanza a tempo che ti sei fatto parti con chiavi in più. Gianmarco, stiamo iniziando a sbloccare proprio i potenziamenti. L'accendino. Chi ero qui? Tu ero stato. Mango parito nel multiverso? Ok. Dove infizzi la roba, lo sai solo tu. Allora, noi per il momento facciamoci questa qua. Ora, tu ci hai mentito e ci hai fatto perdere 2 giorni. Però ti vogliamo bene lo stesso. Nell'altro? Nella mini cassaforte. Allora, vediamo bene sta stanza, magari esce qualcosa. Quindi proviamo i codici che ci aveva detto pure Regan l'altra volta. Pure nella mini cassaforte. Allora, Regan, qual era il codice che ci avevi detto? Ci vuole la lente di ingrandimento, Gianmarco. Però a questo punto, così come abbiamo detto a Regan prima, vediamoci tutte i cestini. Tu. Allora, ti prego, gioco. Ti prego. Non vogliamo fare il codice là, vogliamo ancora aspettare. Dacci quello che tu sai. Tu lo sai quello che ci serve, gioco. Lo sai. Sì, infatti era Natale, hai ragione, infatti sì, era Natale. 25 12 12 25, sì.
Sei uno stronzo, gioco. Va bene. Perché hai messo questo? Lo zio? È per prendere le gemme perlomeno. Non potevamo andare su, No, non... già avevi la Est Wing, lo zio. No, me la voglio tenere dall'altro lato, già ma. Che stiamo completando i piani un attimino così. L'unico che c'è rimasto fuori è questo. Da un cazzo di fastidio, però va bene, va bene. Zampa di coniglio, possiamo trovare più oggetti. Quindi... Cioè, ci stiamo chiamando in tutti i modi, ma non vuole proprio niente. Non c'è collaborazione, niente. Allora, di qua... Ah, già è uscito così. Allora, così possiamo farci due giocate. O giocata di aprire 3 porte, o giocata 4 oggetti lente di ingrandimento. Però fine run. C'è ancora spazio. Però. Secondo me è troppo rischioso il closet, lo zio. Proviamo il vestibolo allora. Andiamo sta stanza nuova con me. Ok. Quindi noi da qui possiamo tornare Non uscire, sì. di qua. Ok. Poi di qua possiamo andare. Sì. Proprio così, ha detto di morire. Vabbè, Prendiamo la però- bedroom e via. Poi vedi, qui non ce lo dà. Dobbiamo entrare giustamente nella stanza. Però là è talmente freddo. Capi? Ecco, allora. Regen. Showroom. Madonna mia. Non c'è le gemme, zio. No, per fargli vedere a lui Ah, quella che dicevamo prima. Questa. Appena. Sì, così possiamo... Sì, a questo punto. Non avevo visto quanti cazzo di soldi abbiamo. Due, uno, possiamo fare. A questo punto, rotto per rotto, entriamo qua. C'è anche una cassa. Costano. È un negozio di lusso. Però gli oggetti che ci sono là dentro, Regen. Allora ce ne sono 5 o 6. Te ne posso dire soltanto uno. Tu dici non è possibile. È possibile. Questo pure sono buono. Ah, Dobbiamo fare il volto. Allora, tutti gli effetti non li ricordiamo. Per questo volevo cavarmela dicendo soltanto uno, sa, pure per far vedere che siamo carini, coccolosi e non ci piace fare spoiler, ma maledetto che tu sia, hai rovinato il nostro piano. Oggi ogni volta che entri, sono entrato un attimo indietro per vedere una cosa distraendomi. Ok, mica si richiudono a chiave? No. Ok. C'era un oggetto, diceva quanto segue, 2 punti. Non ti servono più chiavi per aprire le porte. Punto. Gianmarco è testimone, ha letto pure lui queste parole qui, eh? Non ti servono più chiavi per le porte. Dici tu, Regen. Ed è un oggetto Regen. Ce ne sono altri. ce n'era un altro che era il braccialetto. Uno con le gemme. Che non pagavi più le gemme per sbloccare le stanze che costavano gemme, quindi tutte gratis sostanzialmente. E non mi ricordo tipo gli altri 2 cos'erano. Quindi diciamo, per quello che stiamo vedendo, il gioco ti dà anche il modo di romperlo un attimino, perché una volta che ti metti chiavi e gemme che non ti servono più niente, tu te lo apri. Poi quando la roba diventa una roba incredibile. Sì. No, ma te lo apri proprio come vuoi, senza nessun tipo di problema, arrivato a quel punto. Allora, Dead End abbiamo passato, quindi ok. E uscì prima che noi abbiamo svuotato tutto il negozio. Va bene.
Blueprints da, blueprints togli. Poi blueprints pure si trova che è stato mandato a fare in culo, Questo lo zio. sempre con affetto e passione, mi raccomando. Tanto sono sempre aperte e a sto punto direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Dobbiamo fare solo un ranchino. Costano. Minchia, Calma, 10 chiavi. Se con 50 ti compri un libro, nella Luxury ci vuole un pochettino di più. Ok, è pronto anche il cibo tornando indietro, quindi facciamo così, prima che ci allontaniamo, ce lo prendiamo pure. No, voleva la boiler room. Ah, poi non aspetta, non l'avevamo aperta. Aspetta, sì, sì, infatti sì. sì. Più un altro passo. Vero, ci è venuta pure la combinazione Per la stavolta. prima volta. Allora, vediamo prima in alto così da capire. 50%. A questo punto... No, allora, aspetta, Giamma, abbiamo messo parecchie stanze. Sì. Ci abbiamo un sacco di passi. Ci può riuscire la combo di... Facciamo uscire, perché lì diceva, do soldi in tutte le stanze che finora hai fatto. Se ci esce anche il negozio o la Luxury di nuovo, o che riusciamo a prendere un botto di soldi, un piccolo regalino fatto bene, riusciamo a Ma farcelo. tu la Luxury già la puoi prendere, no? Sì. Non serviva questo. Perché le cose costano quella cifra là. Sì, Dimezzate ce la fai. dimezzati. Se gli mettiamo pure il bonus dei soldi che prendiamo qua, quello volevo Ma tu non arrivare. te li dà, tu li riattuiamo. Questo spreada, questo è quella delle buste paga. Allora, sono due funzioni. Paga, Ok. Tra soldi mo. e poi c'era pure quest'altro. Sono due che davano comunque vari soldi in giro. Con gli sconti, più le tante stanze che abbiamo fatto, più i tanti passi che riusciamo a recuperare, se riusciamo a farci la giusta, Non lo so, io non mi sarei mosso così. dobbiamo vedere il modo di spendere qualcosa. Mo possiamo vedere di fare effettivamente qualcosa. Come ti saresti mosso tu? No, poi non avrei sprecato 2 gemme per questa qua, onestamente avrei puntato a fare altro. Appunto. Ecco qua. Ma non ci serve mo che dobbiamo andare prima a prendere i soldi. No, se mo non avessi messo Da qua, l'office, di là. ma c'era un'altra cosa, aprivamo la showroom e ci shoppavamo la roba. Ma non ce la facciamo così, già, ma E certo, così. non ce la facciamo. Stanno 80. La E metà perciò è 40. sì, una cosa, ma io se mica. devo fare una cosa la Faccio... faccio. Fa, zì, fammi capire. Mo vediamo di trovare i soldi in giro, aspetta, e delle Dopo gemme. voglio sentire il brillante piano. Per No, il curiosità. piano c'è, è che ci deve andare a culo e noi non ne abbiamo, però l'idea è Tu semplice. non ne hai, io c'avevo una sicurezza qua. Oh, non esistono sicurezze. Regen, dimmi se sbaglio. Fammi sapere. Ok, possiamo mettere l'ultima stanza soltanto. Di là non si fa niente. Questa è l'inculatura finale. Fai una data bed, non si può. La tanta è abbastanza niente. C'è la dining room. Possiamo vedere di entrare da qua. Non c'è niente dove può uscire un oggetto. L'unica cosa, se c'è la lente di ingrandimento qui. Mo' il freezer pure non sarebbe stato male. No. No. Qui niente. No, non possiamo andare più da nessuna parte. Che i costi sono che con 42 ce la facevi a prenderti una cosa con lo sconto. Fatti i tuoi calcoli matematici. Ma tu ricordi i prezzi esatti, ricordavi? Sì. Ah, l'ho detto ok, apposta. ok. Vabbè, li prendiamo la prossima volta. Io l'avevo detto. Gliel'avevo detto.
tutti questi voti. Tu come al solito, come Midnight Suns. No, Midnight Oh, Suns l'abbiamo vinto anche grazie alle mie azzardate. Cioè, Diciamolo pubblicamente, non ci sono prove per dimostrarlo purtroppo. Soprattutto rifare la missione Non 2-3 ci sono volte, prove. perché sei un demente e stavamo 3 ore sulla Sì, ma perché io stessa puntavo cosa. ai nemici forti per fare subito l'esperienza. E Che poi- se no dovevo farmare Esatto. missioni e quant'altro, madonna mia. Però quello continuiamo a sperare che capiscano e facciano il 2 perché era davvero bello come gioco. Tu l'hai giocato, Regen? Lo prendemmo a poco con la game Marvel Midnight Suns. Allora, non ho preso i soldi. Ok, lo conosci però, l'hai già sentito, sai di cosa sto parlando? Che è un pochettino particolare. Ok, aspetta però. Ah no, il lockpick, pensavo fosse la keycard. Allora, prendi i personaggi Marvel, mettili in un gioco strategico a turni con un sistema di combattimento con carte. Vediti un trailer, poi dimmi e ti dico cos'altro c'è da fare dentro. Abbiamo passato le serate a farci le chiacchierate con Deadpool che ci ha spiegato tutti i cazzi della sua vita. Era pure abbastanza forte. No. C'è un pacco se vuoi, oggi a questo uno potrebbe anche valere la pena provare. Anche perché da 4-5 oggetti. Dai, delibera un po'. Sleeping Mask, 2 gemme e 2 chiavi. Allora, ci sono vari supereroi Marvel. C'hai un sistema di crescita dei personaggi che si basa tutto sul fai amicizia con tutti i personaggi. C'è una fase di mattina dove puoi scegliere di fare una missione. Scegli la missione per far passare il tempo. Tra una missione e l'altra ti puoi allenare. Ci sono personaggi che ti vogliono parlare e se li stai ad ascoltare ti spiegano momenti della loro vita, potenziano le relazioni, sbloccano abilità esclusive. Vai a fare la missione e c'hai un sistema di combattimento a turno basato sulle carte che puoi potenziare perché per una collaborazione Doctor Strange e Iron Man creano usando una fornace infernale l'oggetto definitivo per creare cose, quindi tu da là puoi potenziare il tutto. La sera quando torni a casa puoi fare altri dialoghi e altri approfondimenti di storie e cose varie e si creano delle situazioni parecchio interessanti. Ti dico che le 2 persone qui presenti davanti a te hanno interrotto Blade che voleva pomiciare con Capitan Marvel disteso sul giardino fuori dalla villa, tanto che il PG ad un certo punto ci ha proprio esordito ad andarcene perché proprio detto senti, tu sei l'eletto, sei il prescelto, ci ha esortato, è vero, scusami, Tavanatai, andate via, no, c'ho da fare, Rotto il cazzo. ci abbiamo un attimo da fare, cortesemente se ve ne andate. Ma non sono tutti menu e cose varie, c'hai tutta una mappa fuori da esplorare con passaggi segreti e altre cose da trovare per sbloccare altre funzioni e altre modalità di gioco. E c'è Deadpool. Che fa Deadpool? Questa dice che la nera è falsa. Questa dice che quella falsa contiene una gemma. E questa dice che la nera sta dicendo la verità. Quindi se tu sei vera e tu stai dicendo la verità, stanno qui dentro qua. 2 gemme. E siamo già a 9 gemme. Yeah. Cappella per lo shortino dietro, tanto soldi non ce li abbiamo. No, Regen, guarda, trovi anche la chiave della Game of the della versione completa con anche le espansioni. Ci sono le espansioni di Morbius, fatto bene,
No Morbius, film... No, Morbius. Deadpool, Storm. E il quarto qual era che non ricordo? Venom, se non mi sbaglio, usciva di storia. No, forse era Venom. Forse era Venom. No. No, Venom sta nella campagna. Allora, aspetta. Allora. Davvero la trovi a neanche 10-15 euro secondo me e ci giochi 200 ore sicuro. Allora c'era Storm. No, c'era Venom. Venom era uno dei personaggi del DLC. Anche perché noi, no, è perché noi l'abbiamo giocato con la versione completa, quindi ad un certo punto si sono mischiate scene di storia con l'uscita dei DLC, perché manco a farlo apposta, il gioco già era uscito da tanto e noi non lo conoscevamo in nessun modo, ma quando l'abbiamo iniziato a giocare i DLC ce li siamo giocati sempre al day one e si mischia così bene la storia del gioco con quello che succede nel DLC che a noi ci è sembrata tutta un'unica storia. Quindi se ti piacciono, a parte che dovrebbe esserci una demo, perché io ricordo provai prima la demo su PlayStation prima di prenderlo su Steam, ci dovrebbe essere una demo. Guarda, fatti un bel regalo e provatela, credimi, ti diverti. È un gioco che ha avuto voti molto alti ma che nessuno ci è cagato, perché giustamente tutti quanti, sentendo Marvel, premo X do il cazzotto e no, e finisce con un cazzo di cliffhanger proprio a dire aspettate che arrivo io per il secondo. Niente, zero. Allora sì, possiamo aumentare un'altra volta il massimale. Il problema è che fanno cacare i primi due cosi. Gli Archived escono una volta quando prendiamo la stanza rossa. Allora, questo di sicuro ce ne fa prendere uno. Ci possiamo fare la giocata. Ma senza chiave magari ne faccio un manguccio. Sta a 6 euro, Regen è un bel regalo. Regen, se la versione completa con tutti i DLC, prendilo proprio ad occhi chiusi. Vai proprio tranquillo. Euro, sì. Tu ti metti là, te lo inizi, giocatelo proprio con calma. Ti inizi a fare i fight, tu entri in un loop da dove non esci più, fidati. Io stavolta fare per l'immediato, infatti così. Iniziamo a prendere e portare a casa. Allora, vediamo se c'è lente di ingrandimento, perché noi non dimentichiamo. Tu ancora che non funzioni, va bene. Con 30... Sì, e c'hai da giocare... Un bel po'. Guarda, non voglio esagerare, ma non conosco i tuoi tempi, però se sono giochi entrambi che vanno goduti per bene, ma per 2 mesi buoni stai a posto giocando un pochino al giorno quando c'hai del tempo libero, per 2 mesi tu con giochi non spendi più niente e c'hai prodotti di ottima qualità. Tanto il resto qualche altro titolo minore, tanto hai capito che titoli portiamo, qualcosino un pochettino così, è pure capace che lo prendiamo, lo vedi in live e non ti piace e risparmi pure qualche altra cosa. Allora, a questo punto, mettendo questo qua, di che colore la vogliamo fare stavolta? Tu soldi non ne hai, No, proviamo la gialla, vediamo che effetto fa. All'inizio pigliati. No, e mo ci torniamo un attimo. Mi dimentico, sì. Allora, non lo prenderò ancora, prendi prima i soldi. Che le gialle mi pare fanno uscire gli shop. Magari è pure uno shop. No, perché quella carica comunque dalla pool degli shop. Allora, però comunque se la vediamo, che noi comunque l'abbiamo ordinato. No. Quindi a questo punto
E ci andiamo pure bene. Oh. Attenzione, attenzione, attenzione. Allora, la prima parte del piano è andata. Ora dobbiamo fare la seconda e la terza. Allora aspetta, torna prima fuori. Vediamo se esce lo shelter nella stanza fuori, lo zio. Se ci esce lo shelter ci risparmiamo la breaker box. Perdiamo qualche punto, però. Ma vediamo di farci una bedroom o qualcosa e cerchiamo di recuperarlo. Allora. Al limite, male che vada, l'obiettivo al momento, visto che abbiamo pure 6 gemme, rimettiamo di nuovo la security o una stanza con un computer. No, ci passiamo noi in laboratorio, riordiniamo la lente di ingrandimento di nuovo. Ah no, avevo messo lo shelter per prendere gli oggetti. No, l'ho fatto talmente velocemente che prima me l'ero dimenticato pure io. No, ma niente. No, Allora, iniziamoci a sempre mettere al sicuro il piano. Allora, di qua. Andiamo di qua. Facciamo Swan Song. E ci riordiniamo la lente di ingrandimento. Molto più veloce di quanto non ricordassi io. Allora. Poi giusto. Regen, tu quanti anni hai? Ricordamelo un attimo, perché mo non ci ho preso. Cioè, voi il modem 56K non l'avete mai vissuto. Grazie a Madonna, no. Mamma mia, ragazzi. Dopo ne. Mi sono accontentato della mia 10 mega. Io ho ricordi. Internet, tra virgolette, salvo alcune situazioni, è un bel posto, belle grafiche, belle tutte. Sì. Io ho un ricordo di quando ero piccolo, di quello che era internet all'inizio. C'è un cazzo di niente. Altri tempi. Mio papà, niente. Voglio pure. Lo zio, dobbiamo per forza prendere il break. Allora. Qua. Iniziamoci a mettere in sicurezza qua. Il problema è che la stanza poi è chiusa e dobbiamo rigirare e ci servono i punti. Lo so. Potevi pure non entrare ancora qua, lo zio. Allora, lo zio, mi voglio fare una giocata. Quando noi entriamo nella dark room, switch. Se noi lo teniamo spento, quando arriviamo lì, si accenderà in automatico. Teoricamente il fatto è che salta la corrente. Se tu la tieni già spenta che salta. Vuoi provare? Prova però. Ginnasio, a questo punto lo spegniamo così non spendiamo. L'ultimo dobbiamo capire come farlo apparire. Qui dietro poi ci sarà qualche altra cosa, no? Perché c'era solo la leva lì. Ok. Ok. Allora. Tu, visto che abbiamo 3 monete, prendi gemma, che male non fa. Allora. Ma dobbiamo andare alla conquista delle Americhe. Quindi. Siamo era ADSL e anche era ICE. Cioè, beh. Madonna mia, ragazzi. Allora, e già la prima parte la possiamo fare qua. Qui non c'è niente, di là possiamo andare. Ah no, aspetta, l'ho ordinato dall'altro computer, aspetta. Allora, questo pure comunque ci conviene fare. Ci conviene farlo un attimino. Security level. Diciamo che ci sono poche stanze, così ce ne troviamo di meno. Change offline mode. Unlocked. Ok. Così se pure escono siamo a posto. Questo però poteva andare. Wow, Giamma, questa è una combo che possiamo fare. Tanto il laboratorio, fino a quando non lo attivi, non cambiano le cose lì dentro. Si potrebbe tentare di fare una combo esperimento con le porte chiuse a chiave, facendone apparire tante ma sbloccate, e vedere se quando appare in una stanza te la vale come sbloccata che hai usato la keycard. Si può provare.
Allora, ma dobbiamo andare per forza di qua. Possiamo fare questa. E mi inizierei a prendere un pochettino di punti che possono servire. Abbiamo anche la mascherina, quindi va bene. I dadi, ottimo. Ok, almeno qui ci è andata un attimino bene. Allora, di qua niente. Mo. La pala non ce l'abbiamo. Vai col den. Via col vento. Cioè, Mica c'è un'altra cazzo. cassa. Ricordati. Sì. Ma tu ormai non sei più cattivo, si fa un cazzo. No, la pull in realtà serve ancora. Fa che cosa? Per la sauna... Ci può servire per la sauna per avere più punti. Così partiamo meglio il giorno dopo. La locker room, casomai troviamo le chiavi da qualche Guarda che a noi parte. ci servisse pigliare questo quando abbiamo la chiave inglese. Perché se noi abbiamo la chiave inglese mettiamo locker room e sauna a Perché livello ma a questo basso. punto, tenendo tutte ste gemme, o No, vogliamo no, andare no. o con la veranda. Due gemme ma veranda di una pala. No. Corridoio qua in basso mi sembra poco. Già, ma usiamo il danno minore. Vai. Qui ma adesso giustamente l'abbiamo Sì. riempita un'altra volta. Allora, due oggetti. Ah, cazzo, poteva essere solo. Rolla. Rerollo qui. Vai. O 4 monete o questo, ma Facci una cattando un cazzo poi con 4 minuti. Vabbè. almeno prendiamo un po' di energia, un po' di soldi, altro non c'è niente. Da un'altra parte. Shits. Ok, ed è esattamente dove siamo noi adesso. Ed è una E. No, non mi dica che bisogna cercare questo e che in base a dove metti varie stanze si compongono delle lettere. Le lettere che stanno nella... Sempre la lettera. ma ste lettere qualcosa devono significare comunque. No, io lo so, fate a capire che cosa. Non so che parola possa venire fuori, qualcosa forse legato alla musica. Ma Golbat. non credo. Oggi breakfast. Sì, Quindi basta. almeno recuperiamo passi, sblocchiamo la green room per le gemme per il giorno successivo. Qui non c'è altro. Vendetta vera, non finirò in galera. Fruituccio Baldazzi. Pala, niente. Cascetta. Cascetta ti apro, anche perché è martellonzo, quindi... Vabbè. Ok, allora. Andiamo prima verso il basso. Devo fascina Dark. No, ginnasio. No, ecco, Ginnasio però tanto mo' è spenta. Abbiamo spento la accesa. luce. No, era spenta. Ok. Quindi non dovrebbe... Senti, proviamola qua così vediamo pure sta Allora. cosa. Luce spenta e non ti consuma passi. Ok. Niente. Mamma mia. Oggi retro qua. Darci qualcosa. No, qua è un peccato, già, ma solo con 2. Lo so. E vai di sperbeto, non lo... Questa troppe chiavi, oggi. Abbastanza inutile ormai la Locked Doors. Però non ne abbiamo mai fatta una dove le abbiamo aperte tutte quante. E non vorrei che capi. C'è quella là un pochettino più rara che non abbiamo trovato. E lì dietro c'è Golbat. Proprio lui medesimo di persona. Dining rooms. Ok, che cosa... dobbiamo vederlo in cucina. Sui mobiletti, su tutto qui non c'è niente. Ottimo. Allora ci conviene fare, aspetta.
No, continuiamo dall'alto verso di qua e a chiuderci non vale la pena. Di qua niente, quindi a questo punto per forza l'osservatore. Spesa non vale l'impresa. Ok, dobbiamo fare il green room. Quindi sono un sacco di gemme. Allora potremmo pensare di osare un pochino con le gemme. No, per forza, c'è troppo da rischiare, sta andando paradossalmente bene. Tu perché non ti devi... Tu segui il tubo, no? Tu segui il tubo e il tubo va qua. Questo come lo attivi? Che devo premere qua? C'è qualche pulsante? Attivazione vocale? No, Gianma ho capito. Gianmarco ho capito. Ho capito come andare avanti, Gianmarco. Ti faccio vedere qua. Guarda qua. Noi dove la dovevamo fare già questa cosa? Allora, aspetta. Alla boiler room, i condotti, già ma come abbiamo pensato dall'altro lato, c'è lo stesso condotto. Colleghi il condotto qua e attivi questo. Ci serve. Allora, dobbiamo fare una run dove ci farmiamo parecchi reroll. Però pure che là c'hanno una allora, ma però stiamo capendo, abbiamo capito come sbloccare qua. Le idee sono buone, fate realizzarle su allora su realizzarle mo vediamo un attimino Gianmarco. Allora sì, qua sono i retro gratis. Ti prego, ci puoi dare una dai? Per favore. Oh, grazie gioco, molto gentile. Ma però come ti comporti? Ok, allora 1, 2, 3, 4, dov'è? Qua 5, 6, 7. Possiamo vedere di fare un pit stop qua e vederci di fare qualche bedroom. Possiamo arrivare qua, cercare di salire almeno fino qui per sbloccarci un corridoio per proseguire e vedere eventualmente di fare una bedroom per recuperare i passi e possiamo tornare indietro. Oppure ci dovrebbe venire mo a culo e sarebbe proprio lo shortino perfetto, almeno una che da qui va da qui, ma se va male e ci blocca abbiamo chiuso la run. Quindi vogliamo essere dei maschi lupi alfa con la motocicletta che si trasforma in un lupo o vogliamo essere dei lupol? Regen, tu cosa proponi di fare? No, si mangia facile, quando si trova una bedroom. Solamente per arrivare là sono 20 passi. Ce la no? O ci giochiamo lo shortino? Poi c'è tuo. Ah! Pippo Baud de Capellons. L'hai messo nell'altra tasca. Che è simile, pure tu. No, come ho visto quello di Lupin me lo sono dovuto prendere subito. Io c'ho Lupin. Andrei alla cieca, quindi Dark Room. Proviamo a fare la sculata. Da qua. Da qua. Vai. Pure la chiave voi. Cacci tu. Allora, la sagra delle verdure. Regen, sinistra, centro o destra? Vai, Regen. Tanto comunque possiamo vedere eventualmente di farci qualcosina sopra e farmarci punti per riscendere, che noi non siamo del tutto bloccati, No, ci abbiamo pure di qua. Andare e tornare ci vogliono 40 passi. Se arriviamo al piano 8 sblocchiamo la dining room già, e sono 20 punti minimo solo qua. Però se salvi almeno altri 4-5 ne recuperi 20 e sei a 35. Noi qua è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobbiamo salire di 2 stanze sotto, quindi al massimo sono 2 passi che perdiamo. Però devi tornare indietro. Quindi non sono 3. 2.
No, Sono 3. 4. Allora, mo facciamo la stanza qua e vediamo cosa esce. No, che per forza. Centro. Centro? Hai il centro. Minchia, c'ha proprio chiuso letteralmente i ponti. Allora, facciamo così. Torniamo indietro qua. Tu adesso esci e non ci servivi. Però aspetta, no, il laboratorio è già uscito, l'altra pure è già uscita. Ah no, Gemma, aspetta, noi con il fatto che abbiamo rotto il muro qua, questa mo c'ha un passaggio a sinistra. Vai. E dovremmo prendere anche delle altre Per gemme. ridere. No, Gemma, aspetta la boiler. Ci abbiamo 2 entrate. Vai. Quindi mo, già entrando qui, questo mo è 6, 7. Guarda solo. Sì, i tubi sono quelli. No. Noi Di là. di qua passano, ma di qua non passano più, Ma no, che devi ma metterle collegate proprio forza vicine. collegate. Speravo magari si collegasse. Allora, di qua che esce? Allora, se dobbiamo andare all-in, tanto oggetti non ci servono più, la lente di ingrandimento ce l'abbiamo. L'unica cosa che ci serve mo adesso è trovare il cazzo del codice. Ci servono 2 belle bedroom. Allora, senza sprecare un altro punto, vediamo da qua cosa ci uscirebbe. Non abbiamo neanche più chiavi, quindi la pala ce l'abbiamo. No. Aspetta però. Possiamo lasciare la lente di ingrandimento. No, ma penso ce la facciamo con i passi. Già, ma allora, noi entriamo qua. 19, 18, Sì. 17, Mm? 16, 15, 14. Sì. Ne prendiamo 20. Che si attiva la dining room. Abbiamo raggiunto l'8º piano. 34. 34, 32, 33. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Quindi mo dobbiamo vedere qui di trovare qualcosa che ci faccia fare degli altri punti passi. È l'unico modo per farcela. Se vediamo che di qua ci esce qualcosa, ci proviamo, altrimenti possiamo posare la lente di ingrandimento qua e la riprendiamo alla prossima run, nonostante l'abbiamo ordinata anche al negozio. No, ma avete doppia chance. Anzi, tenta. Allora, mettiamo questa, Cioè, finita da dentro. così almeno dining room e usciamo. Non posiamo ancora l'oggetto e andiamo a vedere un attimo qua. Questo ma non si apre né questo. Aspetta, no, dobbiamo per forza posare là. Minchia, c'ha proprio it, no, non ci il piano c'era. 20 la chiave, niente là. Quindi tu non ti apri. No. La matematica ci è andata contro anche stavolta. Allora, aspetta. Dobbiamo prendere la mappa. La mappa ormai. Magnifying glass. A questo punto non dobbiamo fare niente più fuori. È andata così. E questa già ma è anche mezzanotte, siamo proprio in orario. Vai. Allora, vediamo un attimo. Seccia comunque, mamma mia. Però abbiamo capito come risolvere per il boiler No, room. questo sì. Quindi già comunque ci è andata bene. Allora, Facciamola subito. mo prima stavo pensando a tutte queste cose e mi sono distratta all'inizio, mo siamo belli concentrati e tranquilli, quindi Eravamo vicini, Regan, anche stavolta. Anche stavolta. no, ma adesso vediamo di farcela. Allora, andiamo qua. Adesso ne abbiamo anche 11. Sì. Ora, visto che l'oggetto era nel ripostiglio, se non lo troviamo da lì, non so se mo esce anche nel Ma negozio. lo scopriamo. Certo.
Poi la prossima volta al limite ci occupiamo pure di sta cosa qua. Che orologi in giro comunque io non li ho Ci visti. faccio caso. Quindi magari è data di gioco, ora reale? Mi servirebbe 7. A te. Allora, a questo punto ci devi dare il ripostiglio lì e ci riprendiamo la lente di ingrandimento. Tanto prendiamo passi e cose varie. Ho il negozio, tanto costa tipo 4. Vai, apri, sì. tanto... sì, è tanto è l'inizio. Cioè, culo. l'inizio, il buongiorno si vede dal mattino. C'è la driving, quindi possiamo anche un attimino fare un resciaffolino. Il laboratorio ce lo teniamo per dopo, perché noi dovremmo toglierci le altre carte, arrivare verso sopra. Il deck noi non possiamo vedere quali. No, ce le dobbiamo comunque ricordare. Allora, prima di andare di qua, però, a questo punto, vediamo. Di qua non la facciamo perché usiamo la driving, così possiamo pure fare il reroll. Vediamo a destra. Oggi questo. A questo punto, negozio. Vediamo se spawna. Dato che l'abbiamo richiesta. Sì, c'è. Allora funziona così. Me l'ha data in automatico, non l'ho neanche pagata. No, però si è... Perché giustamente si è caricata nella villa, Sì. ma sta lì dentro, quindi non te la può vendere lui. Ah, shit. Quindi dobbiamo trovare per forza... Ok, quindi gli oggetti che mettiamo lì dentro Sì. sono bloccati per Sono sempre. bloccati, non spawnano. Ok. Peccato. Vabbè. Vabbè, abbiamo appreso un'altra cosa. Laboratorio col cazzo. Minchia, ci stai proprio chiudendo già da subito. Allora, a sto punto di là non ci andiamo di nuovo. Di qua la lasciamo così. E mo adesso ti affrontiamo. Allora, andiamo prima di qua. Va bene, me la collo così. Allora, breaker room qua in basso. Oggetti. Ok. Reroll ci può aiutare per dopo. Non ci fa niente la stanza. Proviamo prima da qua. Non lo puoi mettere. Neanche volendo. No, stavo pensando pure al retro. Però a questo punto mettiamo qua e ci prendiamo le gemme da qua. Allora, prendi chiave. Occhiata stanza. Tutto bello, tutto sistemato. Allora, sono nella nera. Sono nella bianca. Solo uno dice la verità. Voi state mentendo, Allora, solo tu stai dicendo la verità. dice la verità sulla verità. Lei dice la doppia verità. Quindi ce l'hai tu. Sì. Stanno sbagliando. Sì. E chi ce le ha? Blu. La bianca stavano nella blu. Ok. Perché la blu parlava della nera, non di se stessa. Ci siamo autogrodolati. Va bene. Vabbè, rigrodo ogni tanto, ma questi purtroppo no, non è umori. Pala non ce l'abbiamo. Quindi dobbiamo continuare per forza di qua e dobbiamo solo entrare nel den e prenderci comunque la gemma. No, perché sennò ci siamo bloccati al momento. Quindi dobbiamo... Ah, che brutto layout che sta venendo fuori. Sì. Ok, tanto comunque ce n'è un altro di là.
Sacca con una chiave, al limite possiamo prendere qualche gemma così. Vabbè, altri reroll va bene. Allora, uno lo dobbiamo usare per forza adesso. Gioco, dai, daccene uno a T. Gioco. Questa è nuova, Gemma. Master Bedroom. Master Bedroom. Non c'è mai uscita un questa passo qua. per ogni stanza nella tua casa. Questa era buona, questa è buona. Ma non davanti. c'è mai No, è uscita nuova, proprio. È nuova. Mettiamo questa, ma tanto sta run è finita ancora prima di iniziare, quindi tutti gli oggetti per recuperare passi ci stanno uscendo adesso. Allora, ci può venire solo in un modo. Dark Room, scegliamo da sotto una di quelle senza gemme e ci deve uscire la Breaker Box. È l'unico modo, se no sta run è persa. Siamo scelterati, lo zio. Sì, lo so. Me ne ero dimenticato. Però andati male. Però a questo punto ci potrebbe uscire da qua. E non c'è uscito. Però c'era uscito lui. L'ufficio come gira? Ma non si può No, ma tanto pure che gira, è girata proprio. Gioco di merda. No, lo mettiamo per la lore, guarda. Guarda, aspetta, divertiamoci. Oh no, si sospende le luci, come facciamo? Aspetta un attimo. Ecco qua, il problema si è risolto. Allora, tu devi sempre passare tanti guai, ma ci arriviamo. Non ti preoccupare che ci arriviamo. Aspetta. Ricominciamo proprio subito. Quanto è durata sta run? 8 minuti. Anche noi abbiamo fatto una speedrun. Tristezza unica. Una fine mai più triste da me. Va. Allora riproviamoci. Quindi tra un po' è Natale. Uscirà qualcosa in game che ci dirà che è il giorno di Natale, secondo te? Non so. Può essere. Festeggiano Natale su quest'isola? Oh, Cettone, non è che non caghiamo la chat, è che ci aveva preso sta serie di run, stiamo riuscendo seriamente ad andare avanti e non stavamo proprio vedendo, è vero? Chiediamo venia. Che abbiamo capito pure una cosa su come poter andare finalmente avanti. Poi farla mo è un altro discorso. Allora, Toolshed. Ok, almeno ci è uscito già il metal detector all'inizio e riusciamo a prendere più cose. E il martello. Allora, abbiamo capito come risolvere il problema dell'acqua in basso. E ci serve la boiler room più la sala delle pompe. Devono stare attaccate. Allora, siamo riusciti a farci un paio di potenziamenti e cose varie. Stiamo riuscendo a fare la combo Dark Room accesa più lente di ingrandimento per il codice. Solo che non ci viene in nessun modo. Allora, noi mo ce l'abbiamo ancora lì dentro e dobbiamo far uscire la stanza, altrimenti è un problema. Facciamo il corridoio e oggetto. Allora, c'è una chiave qua a terra, ottimo. Questo ottimo.
Workshop va bene. Allora, batteria. Tu perché non esci quando devi uscire? Mannaggia la tua testaccia Non so, dura. mangiavo un arancino. Alla buon'ora, Setti. Così per digerire. No, ma ci sta. Ok, almeno abbiamo preso un pochino di risorse. Allora. Soldi, frega. Cazzi un attimino, però. Qui non c'è niente. Parlor? Sì. Cibo, sì, sì. Io ragazzi peso 45 kg e sono 1,75 m. Se mangio gli piace. No, ma fai molto bene. In quel caso quasi. Pure 2 arancini volendo, Setti. Ma sì, se sono dolce al punto giusto, perché no? Allora, questo box è vuoto. Questo box è vuoto. Questo puzzle è molto più difficile di quello che pensi. Ma ci stai iniziando pure a perculare per Questa caso? è una bugia, in realtà è molto più facile di quello che pensi. Quindi ce l'hai il nero, non si. Ce li hai tu. Visto? Ce l'hai tu. L'altro è per papà. Vabbè, allora no. No, se c'è un'altra. Se è prenotato, allora no. Là no. Questo. Stanza fuori, che abbiamo trovato. No, ho messo il toolsheet per vedere di trovare un attimino gli oggetti, almeno per partire un pochettino meglio. C'era la scuola, ma non è run per... A terra a destra. 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 per fare quella... Noi mo siamo concentrati solo su quella cosa là al Mi momento. mangi un bombolo dalla cre. Va bene. Allora, un redraw. A questo punto iniziamoci a parare i passi. C'è anche una chiave, ottimo. Qualche oggetto qui sopra? Niente. Poi il ghiacciolino per sgrassare. Certo. Sempre gusto arancia. Non si va avanti. Security. Non è dubbio, richiamati sempre da vendere nel negozio. Noi sì, iniziamo a fare così che casomai comunque la prendiamo e la perdiamo per qualche altro motivo, almeno sappiamo un attimino dove trovarla. Vai, collegati. Vai, grande connessione, vai. Se vedete di notte si sfondono le tubature del palazzo. Sì, Reagan, mi sa che hai ragione. Consecuzio. Azione, reazione. Allora, servizi dello staff, ordine speciale, piazza in ordine, metti compasso. Grazie. No, aspetta, no, compasso, magnifying glass. Ho messo quello? Aspetta, già ma. Tanto siamo qua, siamo abilitati. No, non lo puoi fare. Vabbè. Lo scopri. Tanto comunque se non la prendiamo Esatto, mo non la è la stessa identica cosa. Allora, Mistico Den che cura tutte le ferite. Se mo esce la Darkroom, ci fai una bella cortesia. La fornace di tua sorella. La Red Room Questo va in combo, lo zio. è... La Darkroom è rossa, quindi mettiamoci un attimo questa qua. Vai. Anche perché poi effettivamente non l'abbiamo mai... No, ma mai esaminata per bene per vedere se c'è qualche altra cosa da fare. No, però non lo fa. Tanti tutti. Tanto fuoco. Io godo quando mi cago addosso per il cappuccino. Va bene, Reagan? Ognuno ha i propri piaceri della vita. Tutto a posto. Oh, attenzione, 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 attenzione. Monetina, gemmina. Sei un po' stronzo, eh? Sei un po' stronzo, uno non te lo dice per qualche motivo, però a questo punto ci sblocchiamo di qua. Vai.
Sei un grande filibustiere. Dai. Sei una persona magnifica, principe. Tacci tu. Principe, hai cagato cazzo, vero? Cioè, uno non te lo vuole dire per educazione. No, dai, Dobbiamo ragazzi. tornare giù. Vabbè. E uno... E poi... Ora ero a litigare per organizzare una vacanza. Senti, qual è stato il problema? Diccelo un po'. Non ti imbarcavano il pene in aereo perché è troppo lungo. Ammettilo. Ammettilo, Setti. Di qua. Vabbè, ci siamo tolti un pochino di stanze da mezzo. Tanto a noi mo ci servono 3 stanze. Giustamente, mica esce quella che serve a noi, no? Laboratorio d'oggi può essere un tentativo, però, eh? No, non me la voglio giocare ancora. Metto questa ma non entro. Non ci entro per il momento e me ne vado di qua. Me ne vado per la hall. Che comunque possiamo fare qui. E Ok. una cosa è fatta. Ok. Fa niente che ci blocca in alto, frega cazzi. Ok. Entriamo qui così dobbiamo solo fare poi un passaggio dopo. Aspetta. L'oggetto lano con 20 monete per comprare qualcosa per emergenza, ma vabbè, lo possiamo fare pure qua. Allora, Sì, iniziamo a risolverci un problema qua. sì. Attiviamo pure, anzi, studiamo pure il luce fastidioso. Così ci facciamo sia Allora, qui che attiviamo qui. e attiva pure E il garage qui. per sicurezza. Guarda, c'è pure un oggetto. C'è un oggetto a terra, le buono. Sì, allora, a Monetina. parte le gare, siamo in 4, uno degli altri non mi sta quasi simpatico, quindi non volevo andare con gli altri perché c'era lui, perché è il responsabile, Ma si è che tu- organizzato e si vanta di lavorare come se facesse un bel lavoro. No, allora, se è così no. Si Se era una cosa no. in amicizia dove tu comunque avevi il tuo modo di andare e divertirti per bene, va ok. Ma se già dall'organizzazione sai che c'è qualche problema, immagino o voglio sperare che comunque sia qualche posto dove speri da un bel po' di andarci, quindi se ci devi andare intossicandoti, no. Evitiamo un attimino perché no, allora io ci andavo quando ero piccolo e non fa schifo, fidati. Ok, 3 gemme, di qua c'è la cassa. Adesso che abbiamo il martello, almeno su 2 reroll, buono. Quindi mo devi uscire tu, in un modo o nell'altro. È tutto allineato, manchi solo tu. Niente, proprio no, quando dice non te lo voglio far fare una cosa, non te la fa fare. Per forza. Con coraggio, con coraggio. Io penso, io sono un paio d'anni che vado solo al mare dove sto in montagna con i miei. Fino ai 25 sto lontano e devo organizzare tutto, io andavo messo d'accordo varie persone. Ah, ok, ok. Ma l'importante è soprattutto le vacanze, che uno se le gode al meglio. Oggi gli oggetti non ci interessano, a noi ci serve una stanza dove c'è già l'oggetto lì. Dacci stanza e non rompere i coglioni, dai. Cazzo, the check-in room, cazzo. No, metto questa a sto punto. Che stasera non l'abbiamo ancora mai fatta questa qui. Andiamo Il fatto è che sto tipo caga molto il cazzo, ci ha fatto cambiare 4 volte albergo. Ma voleva mano, allora senti, Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Chi se n'è azzeccata? No, setti. Allora, non conosciamo persone, quindi non possiamo giudicare. Ma se l'operato è questo, sinceramente, se resti a casa ti diverti di Va. più. Allora, volevo controllare una cosa. Vai, diverso. No. Mi serve l'office. Allora, se ho capito bene, Sì. le funzionalità sul computer, comunque una delle due che ti mette soldi
in giro per casa per tutta la settimana e una volta ogni tanto lo devi rinnovare. Forse Che già ma stiamo prendendo soldi, quantità mostruose, mai visti tutti sti soldi. forse sì. Ho sempre dato personalità di... No, ma infatti sono d'accordo con te. Allora, 14. 14. Allora, No, ma difatti, fino a quando c'è un certo tipo di amicizia stretta dove 18. si sa che pure che c'è quella piccola rottura di coglioni perché ognuno di noi vive in un modo diverso, ma sono cose sopportabili, ma alla fine si va 5 giorni da una parte, ci si diverte tutti i 5 giorni. Se devi andare con persone che già sai che per altri motivi e per stare antipatico a Setti, cioè veramente ci vuole la mano di Dio per la persona che è. No, Se già dal primo momento, già dall'introduzione al viaggio, già per organizzare sta facendo sto casino, allora sinceramente 18. Ah, qua si deve fare un'altra cosa. Ah, com'era? Avevamo detto l'altra 1, cosa. 2, 3, 4, segui l'ordine dall'interno verso All'interno. l'esterno. Allora, 6 e 2, 8. Lo so, ma voglio farmi una vacanza con il mio migliore amico che se la merita. Scusa, ma sta persona deve per forza organizzare lui, voi non potete dire la vostra come brave persone dotate di voce? Anche perché prenotare un albergo altro al giorno d'oggi tra 50.000 siti e cose varie è una sciocchezza incredibile. Quindi pure tu o tutti insieme si vedono su un motore, si cercano tutti quanti insieme, si valutano, ognuno si sceglie un'opzione, la si mette ai voti, quella che vince di più è quella la scelta giusta. Naturalmente chi eh, sceglie il proprio albergo non vota per il suo e si fa una votazione equa. Quello che prende più punti è l'albergo scelto. Quanto? 4? No, allora c'è un problema. Prova dall'esterno verso l'interno. 12 da fuori e vediamo da Fai fuori. al contrario. Ma, Allora, 18. no? Allora, dall'esterno. Quindi, 1. Ah, no, aspetta, mi sono preso un po' prima. Vedi un attimo. 6. C'è l'altro coglione che gli sta dietro, quindi essendo 2v2. Quindi è una situazione da stallo alla messicana. Che come ti muovi, però tu devi calcolare pure quello che vuoi tu. Cioè, non è che se mo non partite e andate a fare sta vacanza, non ci sono modi per farne anche in un periodo successivo. Cetti, magari, se va, allora, questa stessa domanda, questa stessa cosa, per una cosa che già ti ho accennato privatamente e che poi dovrò dire pure in live, se va bene quella cosa con immenso piacere. Detto, mo penso che settimana prossima faccio una live e avviso a tutte le persone, sia in live che privatamente, come posso, di partecipare. Vi dico quello che sto facendo e che sta bollendo molto in pentola, Setti, anche per una cosa che ho fatto vedere a Gianmarco poco prima che andavamo in live. Setti, cose belle. Se va bene sta cosa bella, allora, se va bene sta cosa bella, il viaggio, e lo dico in live tranquillamente, fate pure una clip di sta cosa. Se sta cosa va bene, il viaggio con Setti con piacere, la vacanzina. Se la cosa va benissimo, offro io vacanzine a Setti. Ci andiamo a fare un bel weekend da qualche parte belli dove cazzo vogliamo andare noi. Fai clip, poi vedrai tu se sta cosa va bene oppure no. Vai, fai clip e c'hai sta prova di sta cosa. Lo sai che quando dico una cosa tendo a farla se possibile. A posto, fatto. Questa è una prova legale, quindi.
Ho messo quale... Ok, non avevo messo. 11. No. Nemmeno 11. Così, questo mi sta mettendo in difficoltà. 18. Un'altra volta quel cazzo di 4 e 10 che sono moltiplicazioni enormi. Sì, il problema è sempre con quella. Allora, aspetta, segui una specie di filo logico. Allora, 1 per 10 10. per 4 40. meno 1 39. meno 4 35. meno 3. 3 32. più 32. 34. più 6. 40. ok. E quindi? E quindi no, Che cazzo ho risolto? l'ho fatto insieme. No, perché i ragazzi in live mica vedono nella tua Ho mente capito, ma questo e non si riescono a fare. possibile. Quindi così gli abbiamo fatto vedere che c'è un problema. Sì, che non ho mai capito. Allora, senti, qua bisogna fare addizioni, moltiplicazioni e sottrazioni. Il verde o blu, come dice Reagan, è addizione. Giallo è sottrazione, rosa è moltiplicazione. Poi c'è viola che è divisione, ma non c'è. Il fatto è mo riuscire a capire la combinazione che Allora, è il numero aspetta. di questi 20. Iniziamoci a togliere i moltiplicatori da mezzo. Sì. Quindi facciamo 4 e 1 e questo lo facciamo diventare 4. Sì. 10 lo facciamo con 2, lo facciamo diventare 20. Sì. Gli togliamo 3, Sì, 17, gli aggiungiamo 2, 19, gli aggiungiamo 6, 25, gli aggiungiamo il 4 che abbiamo ottenuto qui, 29. togli l'1 e togli il 4, 5, no, è 22, 22 non c'è. Allora, l'antico sistema della nonna, Vedi, aspetta. 2 celesti. Aspetta. Ragazzi, io non mi sembra che quello sia celeste, onestamente. Era 1. Sono un genio. Non ho capito come. Sono un genio. Vabbè. Comunque, Minchia, che culo. Meno male che non era 5, altrimenti stavamo qua tutta la sera. Dai, dai che ce la facciamo. Stasera sblocchiamo il frutteto prima che andiamo a dormire. allora, aspetta. Oi, quello, buon sgabello anche a te. Allora. Sei? Farugli? No. No. Allora, stasera non ci sto col gioco. 14, 18, 1. Se vuoi li provo tutti, tanto è l'ultimo. Aspetta. Comunque ho notato che io sono proprio il più giovane della community in generale. Sei un cucciolo. 9? Provo 9. E 9 sia. Grazie. Chiave d'argento. Chiave d'argento. Chiave d'argento. Chiave d'argento. Allora, a sto punto. Tu ci devi uscire. Ma allora non ci stiamo capendo, gioco. Siamo appiccicati. Gioco, perché vogliamo litigare? Abbiamo fatto tutto, c'è tutto, gioco. No, infatti no, senti, perché c'è Gabri. Gabri è il più giovane. Acquariolo. Freezer non lo voglio più. No, io ci stavo pensando. Che abbiamo tanti soldi e tante Gabri cose, Gianmarco. ne ha pochi. Meno di te. Questo è poco, ma è sicuro. Sì, fidati, senti, meno di te. Non esce. Le stiamo mettendo tutte, non esce. Sì, tu ne hai 19. Non esce, non Gabri esce. un po' di meno. Non esci in nessun modo, non esci. Perché non esci? Perché? Per forza. Almeno c'ha più porte
Almeno. Ti ricordo di essere il fratello di Christian. No, Gabri è il fratello di Christian. Mi sono perso uno step. Non esce. Che Perché palle, non che esci? palle. Perché? Perché? Io mo spendo tutti i soldi col cibo. Gabri fa le medie, se ricordo bene. Sì. Ragazzi, è piccolo. È giovane. È fanciullo. Ok? Però è molto più sveglio della sua età. Attenzione. Attenzione. Infatti no, è solo per far capire che giovane. Giovane fuori classe. Gioco ce la stai mettendo veramente tutta per farci proprio. Vabbè, ci apriamo le porte tutto dall'altro lato. Già, ma tanto ci siamo ricaricati comunque con i passi. Tu mo di qua ti apri. Io odio la vita, così. Non ti posso mettere a te. Non posso. Così, per forza del culo. Lo zio, la run è finita perché le porte sopra sono tutte chiuse a chiave e noi non ci abbiamo chiave. Metti l'archivio. Vai. Il problema è che Va. se è quello non lo vediamo, Gianmarco. Non fa niente. Allora, non era con le gemme. Non è con le gemme? Non è con le gemme. No, per uno non ne vale la pena, conviene questa a sto punto. Andiamo. Gioco, stiamo mettendo tutto il A deck. 19 anni a quello si alzava ancora. Ecco, quello sì, effettivamente. Poi ce ne stanno pure per te a poco, non ti preoccupare. Era giovane quello. No, gioco. E gioco è finita. La piscina. È finita, Gianmarco. Chiavi non abbiamo niente. Gianmarco, è finita. Pitana. Andiamo a dormire con le pive nel sacco, Gianmarco. Ma che No. vita di merda. No, Gianmarco, no. No. Buonanotte, senti, tanto andiamo a dormire anche noi sconfitti stasera. Vabbè, abbiamo capito come risolvere con la sala delle pompe, quindi è una mezza vittoria. Va bene. Allora, call it. No, gioco. Preso nel culo. Allora, Preso noi facciamo save in quit per stasera. Domani ci facciamo tutte le nostre cosine. Vediamo un attimino come organizzarci. Poi mettiamo il principe e ragazzi, buonanotte a tutti. Buone sedie, anzi buon letto a tutti per chi va a dormire. Ragazzoli belli, a domani. Buon nuit. Principe maledetto.